Sono lieta quindi di dare un cordiale caloroso benvenuto a tutti voi presenti a questo convegno distrettuale organizzato dalle past presidenti e dalle presidenti delle sezioni della provincia di Agrigento tutte quindi e due della provincia di Caltanissetta, Mussomela e Serra di Falco, scusate, e che sono state coordinate queste past presidenti dalla past presidente distrettuale la professoressa Maria Giancitto e ulteriore coordinamento a chiusura dalla dottoressa Cettino Oliveri che siede qui. Bene, Mezzo e meta, viaggio tra due mondi. Questo è il titolo del convegno del distretto Sicilia FIDAPA, Federazione Italiana Donne, Arti, Professione, Affari, Business and Professional Women. Un viaggio tra mondo reale e mondo virtuale, con meta finale nel metaverso. Un universo digitale, frutto di molteplici elementi tecnologici, un viaggio che attraversa il mondo dell'economia, dell'ingegneria, dell'impresa, della legalità e dell'architettura. Bene, prima di iniziare il seminario avremmo dovuto ascoltare gli inni nazionali, quello dell'Italia e quello dell'Europa. Li ascolteremo successivamente, intanto presento le autorità della FIDAPA e le autorità istituzionali qui presenti. Bene, cominciamo dalla Presidente nazionale, la dottoressa Fiammetta Perrone, che a breve si collegherà con noi. Poi abbiamo la Presidente del distretto FIDAPA, come ho già anticipato, l'Avvocato Carmela Gabriela Lobue, che sta per arrivare, speriamo bene. E la past Presidente nazionale della FIDAPA, Maria Concetto Oliveri, che è qui alla mia destra. La vicepresidente membership internazionale Giuseppina Sedita avrebbe dovuto essere presente anche lei, purtroppo anche lei ha avuto un problema e quindi si collegherà anche lei. E poi abbiamo la past Giuseppina Sedita, poi abbiamo la past presidente del distretto Sicilia, della professoressa Maria Giancitto, che è qui alla mia sinistra. E naturalmente do un caloroso saluto a tutti i comitati, a tutte le soglie presenti che sono qui tra di noi. E adesso naturalmente salutiamo le autorità istituzionali. Cominciamo con il sindaco in testa, che diciamo, il capo della nostra amministrazione comunale, l'onorevole Giusy Savarino, che ci ha fatto l'onore della sua presenza. E ancora l'assessore Lala, l'assessore comunale alle pari opportunità, che ha a cuore le tematiche delle donne in particolare ed è sempre presente. Salutiamo ancora una volta il professore Giovanni Francesco Tuzzolino, che è il presidente del Polo Universitario di Agrigento, e tra non molto ci raggiungerà anche l'onorevole René Mangiacavallo, che è il padrone di casa, diciamo, e che ci ospita. Un saluto voglio fare pure ai presidenti dei club qui presenti, alla dottoressa Carola Repaoli qua presente, al dottore l'architetto mi sfugge in questo momento il cognome della storia patria, il professore, nonché professore della storia patria, ecco, Brunetta, e quindi adesso cedo la parola alla nostra presidente della sezione di Mussolini, Emilia Di Emilia Di Piazza, che è anche una giornalista, che sicuramente da questo seminario tecnico-scientifico sapremo qualche cosa in più, ecco, rispetto alle nostre conoscenze. E adesso buon ascolto, grazie. Grazie a Carmelina Guarneri, che in qualità di presidente della sezione ospitante tutte quante oggi ci rappresenta. A lei è stato riservato l'onore del primo saluto, al quale peraltro mi associo per i presenti. Buongiorno a tutti, il mio personale benvenuto a Medis e Meta, viaggio tra due mondi. Convegno distrettuale organizzato dalla FIDAPA, promosso da FIDAPA BPW Italy, la Federazione Italiana Donne, Arte, Professioni e Affari,
che oggi ha l'onore e il privilegio di essere ospitata all'interno di una prestigiosa sede quale quella del consorzio universitario dell'altrettanto prestigiosa città di Agrigento, per la quale ospitalità ringraziamo a titolo personale dell'associazione tutta l'onorevole, il presidente del consorzio, l'onorevole Antonino Mangiacavallo, che a presto, mi sembra di capire, ci raggiungerà. Mi presento, come ha già fatto del resto la dottoressa Guarneri, sono Emilia Di Piazza, mi occupo di giornalismo e in questa sede sono la presidente della sezione di Mustomeli, una delle 11 che hanno aderito al progetto promosso o proposto dalla sezione di Camarata San Giovanni Gemini e condiviso dalle sezioni delle province di Agrigento e Caltanissetta, che hanno lavorato da subito in forte sinergia per il raggiungimento dell'importante ed ambito traguardo di oggi. Ringrazio intanto le curatrici dell'evento, in primo luogo per l'impegno profuso nell'organizzazione, che cognita causa, mi sento di dire, non è affatto semplice, e poi per avermi voluto, ovviamente spero degnamente, come moderatrice. Il convegno è organizzato dalle past president e dalle presidenti delle sezioni, coordinate dalla past president del distretto Sicilia, la professoressa Maria Giorgitto, e la past president nazionale, la dottoressa Maria Concetta Oliveri. A voi tutte un sentito caloroso grazie. Grazie ancora, in quanto moderatrice dell'evento mi corre l'obbligo di aggiungere ai saluti i relatori e le past president e le presidenti che hanno collaborato all'evento. Ricordo, per quanto riguarda appunto le past e le presidenti di sezione, Gina Costelli e Carmelina Guarneri per Agrigento, Gina Pellitelli e Patrizia Rossotto per Camarata San Giovanni Gemini, rigorosamente in ordine alfabetico, Tiziana Tardo e Giovanna Carlisi per Canicattì, Marta Lattuca e Anita Montana per Licata, Ilaria Sparagello ed Emilia Di Piazza per Mussomeri, Rosaria Maurizia Vinciguerra e Lina Petrucci per Palma di Montechiaro, Valentina Fiorilli e Sonia Sinaguglia per Portempedocle Realmonte, Angela Giglia e Fiorella Capongello per Racalmuto, Angelica Fassone e Carmela Amato per Ravanusa Campobello di Vicata, Anna Maria Picone ed Agnese Sinagra per Sciacca, Giovanna Messina ed Enza Guarneri per Serra di Falco. Nel senso, quindi lo facciamo parlare. D'accordo, allora. D'accordo. Permettetemi di salutare gli autorevoli relatori, che sono la dottoressa Giovanna Messina, l'ingegnere Rosaria Tatano, la dottoressa Valentina Brillero, i professori architetti Fabrizio Agnello e Mirko Cannella, l'avvocato Valentina Fiorilli, l'avvocato Lucia Rossotto, la dottoressa Tiziana Marcella Tardo, la dottoressa Federica Scaturro e la dottoressa Patrizia Volpe. Diamo la parola quindi subito al sindaco. Sindaco, benvenuto. Casa sua. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie Carmelina, grazie a tutti gli organizzatori, alle varie presidenti, non sto qui a elencare chi è che ha organizzato questo, vi ringrazio soltanto per l'intensa attività che la FIDAPA e di Agrigento e non riesce a fare con un impegno notevole. Io porto i saluti istituzionali dell'intera amministrazione comunale, del Consiglio comunale e mi è doveroso quasi, anche se non sono tra i relatori, ho preparato qualcosa perché per come vedo io il metaverso che è il futuro, e anche io devo dire la verità che non ero tanto preparato per affrontare questo argomento, quindi mi sono documentato che mi voglio spendere anche, Carmelina, se mi permettete, non solo con i saluti istituzionali, ma un minimo di impegno ce l'ho messo a studiare. Scusate la mascherina, sono affezionato alla mascherina perché da medico vi dico che il Covid non si combatte un decreto non serve assolutamente, anzi vi dirò che c'è una ripresa dei contagi, massima precauzione. Io non leverò la mascherina non prima del 2022. Allora, quindi oggi ci muoviamo in uno spazio dove si interseca il mondo fisico al virtuale, tramutando le narrazioni in esperienze, simulando e potenziando sempre più la realtà fisica. Il mondo virtuale si presenta ai nostri umani sguardi con un incedere più calzante che mai. Le tecnologie del metaverso modificheranno i paradigmi di interazione con l'immanente realtà.
Tali tecnologie immersive, interfacce ideali orientate al nuovo sentire virtuale, simulano completamente la concretezza fisica, permettendo all'utilizzatore di provare emozioni sì intense, paragonabili a quelle vissute attraverso la sensorialità esperienziale fisica. S'aprono così due vie: la narrazione che si declina in esperienza e la dematerializzazione totale, dove luoghi fisici, persone e oggetti avranno un alter ego virtuale, ideando nuove visioni della realtà. Tutto ciò cambierà il nostro osservatorio, il nostro modus vivendi, e la tecnologia immersiva, prossima e rivoluzionaria, innoverà le nostre esistenze. Il nostro futuro sarà tridimensionale e centralizzato, saranno un ensemble di esperienze virtuali dove ciascun individuo potrà interagire con l'altro da sé, con il circostante attraverso un avatar, con cui relazionarsi con persone e oggetti e aprire una breccia diversa nel mondo, con prodotti e servizi utili alla nostra vita reale. Si profila all'orizzonte uno scenario di nuove opportunità di connessione, dove saper ascoltare, osservare, comprendere gli altri avrà un ruolo preponderante nel nuovo universo comunicativo. Il metaverso incarna una nuova frontiera che l'uomo si appresta a scoprire: evoluzione, crescita, rivoluzione. Essere testimoni e parte attiva di tale percorso, di tali ventate scontinate, è una sfida ardua ma essenziale per evolversi, per cavalcare questo tempo, per calare le nuove formule nel vivere. È il nostro tempo, è la vita che si trasforma, e con essa il pensiero, lo spazio e l'azione. Rivolto al futuro, intriso di comunicazioni fisiche e virtuali. L'identità digitale dell'utente, coniugata e condivisa, è un passo fondamentale per un metaverso innovativo che porterà alla creazione di un livello di realtà completamente digitale, con propri valori e propria economia, inclusa un'espressione di noi stessi che riflette quella del mondo reale. Sarà così un nuovo domani, un nuovo futuro. Grazie. Saluto alla sala. Esatto. Salutiamo la dottoressa Fiammetta Perrone, la nostra presidente nazionale, ecco, che si è collegata adesso con noi. Buongiorno, benvenuta alla vicepresidente Maria Giuseppina Serita. Inizio io? Sì, Ok, sì. allora, presidente nazionale, presidente del distretto, past presidente nazionale, presidente e past presidente della provincia di Agrigento, past presidente del distretto, buongiorno. Come dicevo, sono collegata da circa più di un'ora, però come ben abbiamo sentito ci sono stati dei problemi logistici e anche problemi tecnici, però l'importante è esserci. A me dispiace non essere presente in persona, come si suol dire, ma ho avuto un problema alla mano destra, non riesco a guidare, quindi era l'unico modo per essere con voi. La tematica di oggi è una tematica molto molto interessante e tra l'altro fa seguito a un incontro precedente dove si parlava di un'industria 4.0. Oggi parliamo del metaverso, quindi una realtà virtuale, uno spazio virtuale ancora più innovativo, popolato da avatar. Questa esperienza l'avevo già fatta nella mia scuola circa 2 anni fa. Circa 2 anni fa avevamo dei programmi così, dei progetti, era una scuola dove si lavorava in maniera molto innovativa e avevamo creato questi spazi virtuali dove i docenti e gli alunni vivevano all'interno di questi spazi sotto forma appunto di avatar, in quanto l'avatar non è solo una creazione iconica, ma l'avatar rappresenta una persona, ha una sua identità e quindi attraverso questi avatar c'era l'opportunità di visitare mondi altri, di fare esperienze altre, però in maniera innovativa, mantenendo l'identità di persona, e questa era una cosa bellissima, in quanto si veniva a creare una realtà inclusiva in cui tutti partecipavano con uguali diritti, uguali doveri, quindi un'ottica di inclusione sociale pienamente realizzata in un mondo altro, in un mondo 3D. Infatti
queste esperienze venivano vissute e sono vissute attraverso appunto degli strumenti che ci permettono di interagire in 3D, quindi un'esperienza nuova, ma oggi siamo in un momento in cui ci chiede la società esperienze nuove che hanno un senso all'interno di di quella complessità odierna, globale, composita, e quindi il tutto lo dobbiamo vedere in una visione nuova, una visione olistica, una visione dove davvero riusciamo a parlare di identità, riusciamo a parlare di inclusione, riusciamo ad educare in maniera altra. Infatti questi progetti, questi programmi all'inizio sembravano dei programmi strani, a scuola un po' gli insegnanti meno innovativi non riuscivano a capire, ma erano delle esperienze bellissime che attraevano tantissimo i ragazzi, quindi vivere appunto in un mondo virtuale, in un mondo altro, in un mondo dove la trasformazione digitale si veniva a coniugare con una società intelligente a qualsiasi livello sociale, quindi nuovi paradigmi inclusivi e umano-centrici. Questa è la cosa importante. L'altra cosa, appunto, come ho detto, il concetto di identità, cioè l'avatar rappresenta l'identità di una persona ed è una cosa molto bella. Infatti durante il periodo della pandemia noi abbiamo lavorato così in maniera virtuale, però gli strumenti che abbiamo utilizzato erano degli strumenti che non ci permettevano di interagire in maniera attiva, in maniera propositiva, cioè erano degli strumenti che acuivano notevolmente quell'isolamento della persona, e questo non andava assolutamente bene. Quindi c'era appunto la richiesta, la necessità di sviluppare un qualcosa di più coerente, di più integrato con la realtà attuale, la vera realtà e la realtà digitale. Quindi è un'evoluzione significativa di questa esperienza che già, come dicevo, è iniziata alcuni anni fa in maniera un po' innovativa, un po' strana, ma che oggi sta diventando una realtà al pari della realtà che comunemente noi ci troviamo così a vivere. Quindi sono contenta che è stato affrontato questo tema nell'ambito di un tema internazionale che ci parla di nuove azioni attraverso la cooperazione, quindi azioni innovative con una cooperazione nuova, una cooperazione innovativa che ci permette di mantenere l'identità e di creare una società inclusiva in cui tutti possiamo interagire alla pari. Io non voglio aggiungere altro, come dicevo, sono contenta di essere con voi anche se virtualmente. Ringrazio la Presidente del Distretto che mi ha dato appunto questa opportunità, e starò con voi a seguire con molto interesse quanto oggi ci verrà appunto detto dai nostri esperti. Ieri ne parlavo con alcune mie insegnanti e mi hanno detto ascolti, ci racconti poi che cosa diranno, perché ci interessa tantissimo questa tematica. Quindi grazie ancora a tutte voi e buon proseguimento dei lavori. Grazie. E allora, io oggi sono qui con moltissima curiosità, perché mi sorge un dubbio: se questo mondo virtuale che ci stiamo creando non è un modo per così nasconderci dal confronto diretto con le persone, perché il confronto diretto con le persone, il confronto empatico e in presenza con le persone, ritengo che sia un confronto, diciamo, più difficile rispetto a un confronto virtuale in un mondo virtuale dove, come diceva Giuseppina, gli avatar vivono tutti nello stesso mondo, con gli stessi diritti e gli stessi doveri, ma io credo che quello che caratterizzi tutti noi sia la diversità, quindi credo che dal confronto delle diversità possa nascere un progetto di vita importante, per cui sono qui con grande curiosità ad ascoltare questo nuovo mondo virtuale al quale ci apprestiamo, e passo la parola alla nostra Presidente nazionale Fiammetta Perrone. Grazie, ti ringrazio, ringrazio veramente di cuore la Presidente del Distretto Sicilia, Carmela Lobbue, per aver fatto di tutto per essere lì insieme a voi. Saluto le Presidenti e le past Presidenti delle sezioni delle province di Agrigento e di Caltanissetta. Saluto la Vicepresidente Membership VPW International Giuseppina Seguita. Saluto e ringrazio la past Presidente nazionale Cettina Olivieri,
per il lavoro di coordinamento sul tema internazionale. Saluto e mi congratulo con la parte presidente del distretto Sicilia, Maria Cencitto, per aver promosso questo convegno in intersezione con pregevoli relatori, così come sono riportati nel programma. Il mio saluto va al sindaco che la città, a tutte le autorità civili presenti. Oggi il tema che viene trattato si inserisce nell'ambito di un confronto di insieme e di cooperazione che mette in evidenza come invece il processo di evoluzione alla quale noi stiamo assistendo, quale appunto potrebbe essere anche quello del metaverso, richiami invece alla promozione di attività che pongono alla crescita e al rispetto di specifiche varianti della cultura che si inseriscono nell'ambito di collaborazione del rispetto degli altri e della dignità della persona. Il tema ci riporta, come è stato ben detto all'inizio, ad una realtà virtuale sulla quale i ragazzi ormai sono dentro e si confrontano. Proprio la settimana scorsa, io lavoro nel servizio delle dipendenze patologiche dell'ASL, abbiamo assistito ad una realizzazione di una via teatrale nella quale i ragazzi hanno rappresentato questa dipendenza dall'avatar. Questo momento di isolamento anche da un contesto familiare e la fuga da quella che è la realtà. Ma ancora di più, proprio l'altra sera leggevo sul Corriere della Sera di un'intervista appunto il discorso dell'intelligenza artificiale dell'ingegnere di Google Lemoine con uno chatbot, quindi un avatar lambada, dove veniva fatta proprio questa intervista e si affrontava il problema della coscienza, del sentire. E quindi c'era proprio il dialogo tra l'ingegnere di Google e questo Lambada. Lambada che rispondeva alle domande dell'ingegnere, diceva: tanto per cominciare è importante lavorare benissimo un linguaggio naturale, in quanto, dice l'avatar, sono in grado di capire e di utilizzare il linguaggio naturale come qualsiasi essere umano. E quindi il discorso della coscienza. Ma già all'inizio del 1950 il padre dell'intelligenza artificiale si domandò se queste macchine potessero pensare. Adesso invece si ragiona se possono sentire e la risposta è sicuramente positiva. Ma ancora di più ci pone a fare delle riflessioni. Sono delle macchine ben organizzate, ma ben organizzate fino agli ultimi 5 minuti, perché c'è sempre una grande evoluzione, e questa è un'affermazione che veniva portata avanti anche del 1800 nei testi del romanziere Samuel Butler, che esordì proprio nel campo della fantascienza intitolando il famoso libro Darwin tra le sue macchine. Quindi una grande evoluzione che ci porta ad una grande sfida, su una comunità che è soggetta a grandi progressi, ma bisogna anche riflettere su come questi progressi possono portare anche ad un allontanamento da quelle che sono le nostre realtà umane, il nostro confronto quotidiano, il nostro confronto umano. Io mi auguro che dall'incontro di oggi possano emergere anche delle proposizioni, delle progettualità da riportare nell'ambito della scuola e nell'ambito della società. Perché è fondamentale renderci anche protagonisti di un cambiamento, ma renderci anche protagonisti della salvaguardia di quelli che sono anche i rapporti umani, i rapporti legati all'inclusione, alla cooperazione, così come affermato anche dal tema internazionale. Io vi ringrazio, mi pongo in una situazione di ascolto e cercherò di essere collegata con voi quanto più possibile, in base a quelle che sono un po' le difficoltà che possono subentrare nell'ambito del lavoro. Grazie Carmela Lobue e grazie a tutte quante. Grazie, riprendiamo con i saluti. L'onorevole Giussi Savarino. Grazie a voi.
Intanto saluto la Presidente nazionale della FIDAPA, la past President, del cui mi onoro essere amica da tantissimi anni, Cettina Oliveri, la nostra ospite, la padrona di casa, la dottoressa Carmelina Guarneri e tutte le Presidenti e past President presenti in sala. Peraltro io sono legata, come voi sapete, alla FIDAPA perché la sezione di Ravanusa e Campobello è stata fondata da mia madre e dalle mie zie, quindi vicinanza affettiva. E mi compiaccio delle grandi attività e attente attività che voi fate ogni volta, compresa quella di oggi, perché questo tema che ha costretto il nostro sindaco a studiare è un tema che effettivamente va osservato e studiato in questo momento, perché potrebbe rappresentare una grande risorsa per il futuro, come potrebbe trasformarsi in un bluff. Questo lo scopriremo nei prossimi mesi, ma l'attenzione è massima, l'attenzione non solo dei giovani, ma anche delle grandi imprese che cercano di capire se su questo mondo virtuale va investito o meno. Noi abbiamo vissuto un periodo di pandemia, lo ricordava qualcuna prima di me, in cui abbiamo scoperto alcuni meccanismi del connetterci in maniera virtuale che ci ha permesso di rimanere collegati. Io ho un figlio di 11 anni, chi come me ha ragazzini a casa sa che è stato il modo per poter continuare un'istruzione, sa che è stato il modo anche per continuare una vita sociale, perché loro hanno individuato nei PlayStation, nei giochi vari, un collegamento virtuale con i loro amici e i loro compagni, per cui io continuavo a sentire, chiusi a casa, mio figlio ridere dalla sua stanza collegato col compagnetto da casa. E in qualche modo questo ci ha fatto dare un sospiro di sollievo. Il dramma è venuto dopo, almeno io l'ho visto a casa mia e chissà in quanti. Quando abbiamo riaperto le nostre case, le nostre famiglie al mondo, che questi ragazzini avevano quasi un po' una ritrosia, un po' di paura. Anche ragazzini come il mio, che è molto socievole, stava molto legato a noi, preferiva restare a casa, preferiva continuare quel collegamento virtuale piuttosto che tornare al contatto vero. E per cui l'abbiamo dovuto spingere, è la scuola calcio, è la piscina, insomma una serie di attività che noi madri sappiamo con attenzione individuare per sdoganarli da casa e farli riprendere una vita sociale nonostante le paure, ma è quello che ti fa crescere, il contatto, l'errore, la caduta, la mancanza di filtro che la realtà vera ha. Oggi si lavora e si attenziona a questo metaverso, si collegano con Oculus, si chiama, e riescono a vivere emozioni che sembrano vere, ma stando seduti a casa loro. Potrebbe essere una grande occasione di crescita e di connessione con tutto il mondo in poco tempo. Io faccio politica, questa è la mia terza legislatura, ho avuto una pausa di 10 anni dove ho fatto la cosa più bella al mondo, cioè mio figlio, quindi è stato il periodo più bello. Ma quando la prima volta mi sono candidata alla mia prima legislatura, io trasmettevo il messaggio di quello che facevo attraverso i convegni, il giro per i paesi, il contatto. Oggi fare politica senza i social, senza Instagram, senza Facebook, è essere fuori dal mondo. C'è qualche mio collega che ancora è fuori dal mondo, ma quello è un problema suo. Ma in linea di massima, oggi è impensabile rispetto alla mia prima legislatura fare politica senza i social. Chissà se non debba anche io cominciare a immaginare di comunicare con i miei elettori anche attraverso una realtà virtuale come il metaverso. Ascoltare le istanze in maniera anche più semplice, perché non devo girare, non devo asettica, è più semplice, più diretta, meno stancante, perché io oggi sono venuta da Palermo e devo tornare a Palermo perché ho una riunione con l'assessore Razza su tematiche che riguardano il nostro territorio, quindi già fissata e non posso mancare. Quindi noi abbiamo questa fatica del rincorrerci per poter avere connessioni tra di noi e trasmetterci emozioni, sensazioni, necessità, bisogni.
E questa è la nostra realtà che viviamo adesso. Il metaverso può essere un'occasione anche per noi. Immaginiamoci, per le aziende, per chi produce, stiamo vedendo per esempio, sappiamo già che Facebook ha messo e sta investendo su questo mondo, ma anche società importanti che si occupano di consulenza come Deloitte, che è la più grossa al mondo, sta investendo sul metaverso. E quindi una domanda ce la dobbiamo fare, e voi fate bene a portare all'ordine del giorno un tema così, per capire se dobbiamo cominciare a pensare, a immaginare di investire nelle nostre intelligenze, nelle nostre professioni, anche su questa realtà virtuale, o se dobbiamo averne un po' paura, visto quello che è successo di recente, almeno io l'ho vissuta, non so voi, per cui quella necessità degli odori, dei profumi, dei contatti, anche degli scontri, che poi abbiamo rivissuto con gioia e che sono ancora più importanti nell'età giovanile, che è quella che è più attratta dal metaverso, se non dobbiamo stare attenti e quindi trattarla con cautela, proprio per evitare che i nostri figli, una nuova generazione, che ormai è inevitabile, è inutile, io ho parlato con professori, pedagogisti, con psicoterapeuti, questi ragazzi sono una generazione diversa dalla nostra. Serve a poco contingentare i tempi, loro sono nati digitali, non sono come noi, sono nativi digitali, quindi non puoi privarli di quella realtà. Allora cerchiamo di conoscerla, di comprenderla e finché è possibile, visto che io sono di quella generazione che è cresciuta giocando anche nei cortili dei nostri paesi, di vedere di continuare anche a trattenere questa voglia sana di crescere insieme agli altri, sbucciarsi le ginocchia quando si cade, ma anche sorridere dell'inevitabile gioie che la vita ti sorprende in ogni istante, e quindi fare crescere i nostri figli anche con questo contatto vero che è la vita reale. Allora studiamola bene, studiamola senza paura, ma con la doverosa attenzione che da madri e da politico bisogna avere rispetto a questa realtà che noi dobbiamo poter capire e affrontare. Grazie e grazie. Presidente del Polo Territoriale Universitario di Agrigento, il professore Giovanni Francesco Tuzzolino, ordinario di composizione architettonica presso l'Università degli Studi di Palermo. Grazie. Sarò brevissimo data l'ora, so che i lavori che condurrete sono molto densi e più importanti del mio saluto. Comunque ci tenevo a essere qui, a salutarvi, a testimoniare la presenza dell'Università degli Studi di Palermo e quindi di Agrigento a questo importante evento, e anche a dare il saluto alla FIDAPA. Qui ci sono prestigiose rappresentanti come la Presidente nazionale, la dottoressa Perrone, la Presidente del Distretto Sicilia, la dottoressa Lobue, poi altre presidenti sicuramente, qua al tavolo la dottoressa Oliveri e la dottoressa Ciancitto, nonché la dottoressa Guarneri, che è la Presidente della sezione di Agrigento. Quindi sono intanto onorato del vostro invito e volevo semplicemente dirvi che l'Università degli Studi di Palermo, che mi onoro di rappresentare, sta perseguendo con la mia presidenza qui ad Agrigento una attività di ricognizione di tutte le istituzioni e associazioni culturali che si impegnano nel territorio e che sicuramente costituiscono una rete preziosissima, a volte ritenuta invisibile ma molto attiva, che può avere un ruolo fondamentale nella crescita e nello sviluppo culturale del territorio, nonché nella elevazione delle professioni. Si parla tanto di aggiornamento professionale, ma io ritengo che anche queste attività siano molto più spontanee e autentiche nella trasmissione di valori, di riflessioni su temi molto attuali. Quindi l'Università di Agrigento è sicuramente aperta non solo ad ascoltare quello che fate, a partecipare alle vostre iniziative, ma vuole dare un concreto contributo anche in futuro, da qui in avanti, a
per una collaborazione fattiva che può far mettere insieme le forze e forse dare delle cornici anche diverse a delle attività che possono avere un'evidenza più importante, come è giusto che sia. Io mi onoro qua di partecipare come Università di Palermo con la presenza di due illustri docenti, il professore Agnello e il professore Cannella, che devo dire dal punto di vista dell'uso delle nuove tecnologie applicate alla ricerca scientifica, devo dire sono un fiore all'occhiello per la nostra università, sia per le collaborazioni che portano alle varie istituzioni, parchi, anche a progetti europei che sono incardinati dentro la nostra università, sia per l'innovazione, il carattere innovativo della ricerca che testimoniano con la loro attività di disseminazione. Cosa dire? Semplicemente non aggiungo altro a questo tema, alla descrizione di questo tema che sicuramente è molto attuale, però devo dire semplicemente una cosa come docente universitario, che dobbiamo stare molto attenti alla comprensione di questo tempo che stiamo vivendo, che come avete già detto, sfiorato con i vostri ragionamenti, è un tempo di confine, non solo luogo di confine, ma tempo di confine in cui le tecnologie, le innovazioni scientifiche ci consentono di vivere un presente che ha tante sfaccettature. Una è quella di una realtà vera, reale, concreta che viviamo all'interno della nostra quotidianità, un'altra invece è una realtà virtuale, il metaverso, che sicuramente è indubbio, è inutile che sottolinei questo, ci consente un avanzamento nei nostri rapporti umani, nella nostra anche intelligenza, perché è un volano di intelligenza per la nostra intelligenza, ci consente di vivere una vita sicuramente diversa, multirelazionale, multiculturale, che apre nuovi mondi. Tuttavia, bisogna riflettere su questo confine. Io mi chiedo, insegno progettazione architettonica, mi chiedo il significato dello spazio reale, quale ruolo abbia oggi nella vita di tutti noi e quale ruolo abbia lo spazio virtuale. Cioè camminare a piedi, sentire i nostri passi sul suolo, l'emotività, l'emozione, l'empatia, devono avere un loro ruolo, per cui dobbiamo continuare a tenere distinte i contenuti che sono quelli della vita vera dai contenuti tecnologici che sicuramente non sono da demonizzare, ma che anche aiutano e hanno un loro ruolo fondamentale. Quindi vi ascolterò per quanto possibile, perché anche io ho qualcosina da fare oggi, però do i miei saluti e sono veramente disponibile a future collaborazioni che vorrete intraprendere con noi. Grazie. Abbiamo in itinere già un protocollo d'intesa con il rettore Nidiri e col professore Carta o Maurizio. Lo so. Ah, lo sa. Quindi, ma poi Nidiri sul metaverso potrebbe fare. Noi siamo stati suoi ospiti a Palazzo Stati per il convegno di apertura del distretto e abbiamo in itinere un protocollo d'intesa con Maurizio per un progetto che faremo a Palermo, ma che si può estendere anche alle altre città. Quindi la collaborazione iniziale. Grazie Presidente per il prezioso patrocinio, per la presenza. Se attento un attimo, nel frattempo introduco l'ingegnere Lina Pellitelli, Vice President della sezione di Camerata San Giovanni Gemelo. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo viaggio introduttivo al mondo sconfinato del metaverso. Io partirei un po' dalla spiegazione di questo concept, di questo progetto di oggi, frutto ovviamente di un duro lavoro di squadra, ma fatto con grande entusiasmo, passione e anche con grande competenza. Il titolo Metis e Meta. Metis, come sappiamo tutti, è la dea greca, la madre di Atena, la dea dell'intelligenza concreta, creativa, e Metis è anche la donna che vuole stare al passo con i tempi,
che vuole informarsi, formarsi, essere a conoscenza di tutte quelle che sono le innovazioni del mondo della digitalizzazione per poter essere anche padrona del suo destino e della sua vita. Meta è l'abbreviazione di metaverso. Abbiamo sentito parlare di Meta, forse guardando i nostri telefonini nel momento in cui accedevamo alla app di Facebook. Infatti nell'ottobre del 2021 Mark Zuckerberg ha annunciato proprio la creazione di Meta, questa azienda che comprende oggi Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, e questo rappresentava Meta, era il nuovo progetto ambizioso di metaverso. Il simbolo di Meta, che vediamo proprio nella pagina di apertura di Facebook, è dell'infinito, e questo simbolo simboleggia proprio gli orizzonti infiniti del metaverso come un ciclo continuo che funziona senza soluzione di continuità dal mondo 2D al mondo 3D, o meglio, dai contesti 2D ai contesti 3D. Siamo nel cyberspazio, una rete di mondi virtuali che sono interconnessi, dove gli utenti possono fare esperienza indossando visori di realtà virtuale, dei guanti atipici, dove si può interagire sotto forma di avatar dei 3D ologrammi, i nostri digital twin, che sono delle rappresentazioni tridimensionali di noi stessi, dove si può lavorare, comprare oggetti digitali, visitare musei, siti archeologici completamente ricostruiti, svolgere attività ludiche di intrattenimento, ma anche effettuare studi dettagliati di anatomia umana, interventi, terapie e riabilitazioni fisiche e cognitive. Abbiamo sentito tutti parlare di realtà virtuale, realtà aumentata e tecnologia indossabile. I prossimi obiettivi di Meta saranno quelli della miniaturizzazione dei processori, che saranno sempre più sofisticati e sempre più piccoli, tipo gli occhiali in 3D. E un altro obiettivo sarà quello di migliorare la grafica degli avatar. Gli avatar che già riescono con grande accuratezza nella gestualità, nel linguaggio corporeo, ma anche nella mimica facciale, a imitare esattamente i loro gemelli reali. Ma questo convegno di oggi sottolinea anche quella che è la grande sfida che ci si trova dinanzi parlando di metaverso, cioè come diventerà la nostra società con questo livello di digitalizzazione così avanzato. E inoltre, qual è il senso della realtà? Che cosa sarà reale e che cosa non sarà reale? Quindi bisogna essere ovviamente formati, bisogna saperlo utilizzare, avere delle risorse a disposizione e avere anche una certa regolamentazione giuridica, una struttura etica di base con le quali riuscire a mantenere la centralità dell'uomo all'interno del metaverso. I moduli tematici che si susseguiranno hanno lo scopo di affrontare il concetto delle novità, delle opportunità del metaverso in maniera trasversale in diversi ambiti, lasciando spazio anche a delle considerazioni sui risvolti delle implicazioni psicologiche, personali e sociali. Tutto ciò nella speranza che ognuno di voi e di noi possa acquisire la giusta consapevolezza del livello di digitalizzazione che la nostra società è spinta ad affrontare. Buon ascolto. Ascoltiamo ora la Vice President del Distretto Sicilia che introdurrà l'argomento, la professoressa Maria Ciocini. Scusate se non mi alzo, parlo seduta. Buongiorno a tutte e a tutti. È per me motivo di grande piacere trovarmi qui in questa sede universitaria e con tante mie compagne di viaggio FIDAPA, nazionali, internazionali, distrettuali, che sono state queste salutate. Io ringrazio le past presidenti e le presidenti della provincia di Agrigento e le due presidenti e past presidenti della provincia di Caltanissetta, Serra di Falco e Mussomeli. È stata una grande forma di cooperazione. Il nostro tema internazionale parla di cooperazione. La più grande forma di cooperazione che è stata realizzata in questo convegno è stato il vostro lavoro, portato avanti sinergicamente, dialetticamente, con qualche divergenza, ma come vi ho scritto stamattina nel mio saluto mattutino sulla vostra chat WhatsApp, l'armonia è la sintesi della dialettica. Guai se non ci fossero divergenze, non saremmo umani, forse
forse vivremmo in quella realtà virtuale di cui poco fa sono state accennate le tante difficoltà. Grazie Presidenti, grazie past Presidenti per aver collaborato, grazie a tutte le socie, perché senza le socie non si fa da nessuna parte. Grazie alla mia Presidente distrettuale che ha creduto sempre in me e mi ha collaborato e mi collabora. Grazie alla past Presidente nazionale che è qui, con cui ho condiviso un percorso, anche nel biennio scorso siamo stati al CN, lei è stata la Presidente nazionale, adesso la past Presidente nazionale. Il compito delle pasti è un compito importante, è un compito che dobbiamo assolvere perché, care Presidenti, chi viene eletto Presidente viene eletto per 4 anni. La carica di pasti Presidente è una carica di diritto che ci comporta tante responsabilità, anche perché diciamo che siamo da modello a quanti ci seguono. Bene, detto questo, spero di non aver dimenticato nessuno, mi corre l'obbligo di salutare e di ringraziare quanti si sono prodigati per questa importante location che è il consorzio. Grazie professore Tuzzolino che ha parlato e grazie al professore il presidente del polo universitario Francesco Tuzzolino. Allora, questo convegno è importante, molto molto importante, un convegno che parla di universo digitale, di tecnologia, di esperienze virtuali, di rete globali, di comunicazione, di cyberspazio. Questo concetto della realtà virtuale è molto importante perché viene a sovvertire quei concetti di spazio e tempo di cui ci hanno parlato nell'antichità i grandi filosofi parlando di tempo e spazio reale. Adesso il cyberspazio significa sovvertire questi concetti per dare una nuova connotazione che stravolge le distanze, che stravolge i tempi, facendoci vivere in una realtà immaginaria che può portarci a tanti disastri, ma che comunque è una realtà e dobbiamo necessariamente accettare. Nuove professionalità, soprattutto nel campo femminile, saranno necessarie, nuove forme di organizzazione del lavoro. E questo mentre nel mondo assistiamo al grave problema delle disuguaglianze sociali che ci sono nel lavoro. Questa è una cosa molto grave, molto importante che io tenevo molto a sottolineare. Viviamo tempi difficili, tempi di guerra, tempi in cui la forbice della disuguaglianza sociale si allarga sempre di più. Come donne della FIDAPA, di questa grande federazione che fa parte della PPW, dobbiamo attenzionare anche queste problematiche perché viviamo anche nel mondo reale. Si configura dunque una nuova figura di donna, saggia, concreta, intelligente, con lo sguardo rivolto verso il futuro. Forse che questa Minerva, dea della saggezza, la figlia di quella dea Metis di cui si fa cenno in questo biglietto, è la Nike di Samotracia, quella che vediamo raffigurata nel nostro distintivo, con lo sguardo proiettato verso il futuro, un futuro che ci aspetta e in cui, come dice la nostra Presidente nazionale, Fiammetta Perrone, che ho ascoltato con tanto interesse e che saluto sempre con grande rispetto e con tanto affetto, parla sempre, noi donne protagoniste del futuro. E certamente se guardiamo alla nostra attualità vediamo che le scelte politiche a livello nazionale e europeo vanno nella direzione secondo cui, come ha sottolineato la stessa von der Leyen, le nostre democrazie devono essere capaci non solo di dare voce alle esperienze, ma alla umanità delle donne e di portare questa voce per costruire una proposta corale che sia per tutti e per tutte. E in Italia lo stesso concetto di sostegno alla imprenditoria femminile nel Piano Nazionale di Ricostruzione non significa solamente investimenti economici, ma si configura come un nuovo paradigma che viene portato avanti con corsi di formazione,
di riqualificazione delle competenze e in particolare delle competenze digitali, quelle che saranno messe a frutto nel convegno di oggi e che permetta alle donne imprenditrici, a noi tutte donne, di essere protagoniste. La stessa certificazione per la parità di genere, la prassi UNI 125-2022, prassi di riferimento per la certificazione per la parità di genere, vanno incontro al processo sociale di inclusione della donna per la sfida di un futuro che necessita della leadership femminile. Oggi si alterneranno tante relatrici. Io sono felice di avere coordinato questo convegno. Sapete perché? Perché le relatrici in grande parte sono socie FIDAPA della provincia di Agrigento, past presidenti della provincia di Agrigento e di Caltanissetta, che apporteranno le loro competenze, le loro professionalità e tutto quello che si può spendere nel campo medico, nel campo psicologico, nel campo legale, nel campo sociologico. Questa è la FIDAPA che ci piace, la FIDAPA che include le donne e le promuove. E le prime donne che devono essere incluse e promosse sono le nostre socie, perché è nello spirito del nostro statuto promuovere la donna e per primo le nostre donne e le nostre socie. Grazie care amiche per essere oggi presenti. Certamente è un giorno infrasettimanale e quindi non è stato possibile per tutte poterci raggiungere, ma sono sicura che tante sono qui con il cuore, perché noi del distretto Sicilia siamo tante socie unite. Io l'ho constatato il biennio scorso, nel biennio della pandemia, ho avuto questa sorte, diciamo così, ma è stata comune a tutto il mondo, ma ha permesso di farci scoprire e di farci rivalutare quella realtà reale che deve andare necessariamente di pari passo alla realtà virtuale, e quindi di scoprire il grande valore della solidarietà e dell'amicizia. Grazie e buon lavoro a tutte. Grazie Maria, la dottoressa Maria Concetto Oliveri, past presidente nazionale. Intanto buongiorno a tutte e a tutti. Il mio saluto va alle autorità FIDAPA nazionale e la internazionale che sono in collegamento, alla Presidente del Distretto e alla past Presidente del Distretto, al professore e docenti universitari che ringrazio di cuore per la loro collaborazione e la loro condivisione di questo evento, e l'onorevole Giussi Savarino, non per ultimo perché con lei ci conosciamo da tanto tempo, non voglio dire da quanto, perché si capisce che io sono un po' più, sono diversamente giovane rispetto a lei. Ora, il mio ringraziamento va alle past presidenti del distretto Sicilia, di questa provincia e delle sezioni di Caltanissetta qui presenti, per aver creato un team affiatato con le presidenti, e quindi abbiamo rispettato pienamente quello che è il tema internazionale, nuove azioni attraverso la cooperazione. E qual è lo spot che ci ha dedicato a noi, preso, non creato da lei, dalla Catherine Bossard, la Presidente internazionale? Teamwork, Dreamwork. Sì, un lavoro da sogno, è stato un lavoro molto faticoso, e vi vorrei dire, perché è stato detto di tutto e di più sul metaverso, sulle se poi devono parlare le relatrici, che sono il pezzo più importante di questo incastro, di questo puzzle di oggi. Ebbene, io mi trovavo a Cammarata o a San Giovanni Gemmi, che sono là vicine, dove avevamo fatto un'attività del tema internazionale, dove abbiamo parlato di Metis e Mimosa, era la giornata della donna. Ebbene, di là, devo dire, grazie ad una giovane socia della sezione, è venuto fuori questo nome e questa attività di metaverso. E allora sono stata spinta perché non lo trattiamo
c'era anche Valentina se non sbaglio, oltre che Rosalia. Ebbene, perché non lo trattiamo? Naturalmente la PASFI Presidente Nazionale ha il compito di curare, trattare, coordinare questo tema internazionale e le linee guida che io avevo inviato con la circolare parlavano proprio di questo mio desiderio di 2 progetti sull'intelligenza artificiale, naturalmente i pro e i contro, e la sicurezza della donna. Quindi era un desiderio, un sogno che volevo attuare e che già stiamo cominciando ad attuare. Ne ho parlato con la distrettuale e dice bene, organizziamo. Ma chi è che è stata l'anima di questa organizzazione? La PASFI Presidente della sezione di Cammarata, Lina Pelliteri. Ebbene, questo raccordo poi con Gina Mussei, le altre PAST che, scusatemi, non vorrei dimenticarle, però sono importanti in questa trama, Tiziana Tardo, Maria Marta Lattuca, Rosa Maria Vinciguerra, Valentina Fiorilli, Angela Giglia, Angela Falsone, Anna Maria Picone per le sezioni del territorio dell'Agrigentino, Ilaria Sparacello e Giovanna Messina per quanto riguarda il Nisseno. E accanto a questa squadra abbiamo avuto la squadra delle presidenti: Carmelina Guarneri, Patrizia Russotto, Giovanna Carlisi, Anita Montana, Lina Petrucci, Sonia Puglia, Fiorella Caponcello, Carmela Amato, Agnese Sinagra e la presidente di Naro Elsa Barberi. Poi Emilia Di Piazza, che è qua in veste di coordinatrice, eccellente coordinatrice, ed Elsa Guarneri. Quindi, come vedete, un numero notevole di sezioni, 12 persone, 12 testi, a cui si dovevano aggiungere 12 e 12-24, a cui si dovevano aggiungere le autorità, la coordinatrice poi del distretto, Maria Ciancitto, la distrettuale ed io, e siamo riusciti ad arrivare qua. Ebbene, non rimane altro, care, Paponcello ti ho nominato? Sì, come vedevo che eri un po' seria, non volevo aver fatto una gaffa e quindi, siccome ancora prolungare, potrei essere ripetitiva e repetita Juvent se di stufant, io penso che sia meglio dare subito inizio a quello che è il vero nostro interesse, alle relazioni che noi attueremo. Cara Emilia, prima che tu ti riprendi il microfono, perché io non ti vorrei dare, salutiamo l'onorevole Savarino che deve arrivare di nuovo a Palermo. Grazie a lei. Ricordo della giornata, perché così ti ricordi di questa giornata. Grazie. Come dice Gabriella, segni il perché la c'è andare via? Certo. Anche perché condivido pienamente quello che lei ha detto. Grazie, non benissimo. Io l'avevo leggermente accennato. Grazie del cortesia, grazie, è un piacere stare con voi. Mi auguro di vedervi presto, sì, anche per altre iniziative. Consideratemi a disposizione. Grazie, salutiamo l'onorevole Maria, la ringraziamo per il suo affetto, per la sua presenza. Arrivederci di nuovo. C'è l'onorevole Nenema Giacavallo, grazie onorevole, nonché il grande capo di questo consorzio. No, venga, lei è la prima personalità di oggi. Un attimo solo, io gradirei sentire un intervento e poi se me lo consentite intervengo per un doveroso saluto. Arrivederci. Nel frattempo però procediamo allora con la relazione. Inviterei ad accomodarsi alle tavole il primo gruppo di relatori composto dalla dottoressa Giovanna Messina, Rosalia Tatano e Valentina Billero.
Saluto le autorità FIDAPA e le autorità civili e i partecipanti tutti. Inizio il percorso del viaggio tra due mondi col dire che l'impresa è l'attività economica esercitata dall'imprenditore, mentre l'azienda è il mezzo concreto, cioè rappresentato dagli immobili, dalle attrezzature, dalle risorse con cui si esercita l'impresa. Perché ho fatto questa distinzione? Perché generalmente si fa confusione fra le due cose, cioè l'impresa è l'attività, ma l'attività viene svolta per mezzo delle attrezzature che poi fornisce l'azienda. Essa si può definire come un meccanismo economico complesso, capace di creare beni e servizi, di venderli sul mercato e di creare nuova ricchezza. Lo scambio economico che avviene tra le famiglie e le imprese genera un circuito reale che è dato appunto dai beni e dai servizi ed inizia è un circuito monetario. Questo circuito monetario inizia quando le imprese sostengono il costo per l'acquisizione dei fattori produttivi che vengono appunto dalle famiglie e sono terra, capitale e lavoro. Mentre ricevono un ricavo le imprese quando vendono i prodotti che hanno ottenuto dalla produzione attraverso il mercato, che vengono acquisiti appunto dalle famiglie, che rappresenta per queste un'impresa, e utilizzando il reddito che hanno avuto quando hanno venduto alle imprese appunto i fattori produttivi. Le strategie aziendali rappresentano il fulcro intorno al quale ruota la formula imprenditoriale prescelta. Ora, il processo di gestione strategica inizia con l'analisi dell'ambiente e del mercato per individuare le opportunità e le minacce che può presentare il mercato ed esplicita le proprie risorse e competenze per compiere la sua missione, la cosiddetta mission. La gestione strategica produce i suoi effetti nel medio e lungo periodo e ha successo se genera in termini di competitività più quote di mercato e in termini di redditività un margine di utile più alto. Quindi funziona come una macchina l'azienda che riceve l'input appunto dai cambiamenti, dalle trasformazioni e dalle esigenze che possono venire fuori dall'ambiente e in output genera appunto la produzione, cioè la nascita dei prodotti. Oggi le imprese per massimizzare il profitto si servono delle nuove tecnologie. Immaginiamo l'impresa come un albero, il cui tronco rappresenta l'azienda. Le radici praticamente assorbono questi succhi, i succhi delle nuove tecnologie e quindi danno linfa ai vari settori dell'impresa. Ogni settore dell'impresa poi naturalmente produrrà il suo prodotto. Avete visto nella slide è un'immagine molto bella, cioè che praticamente dà proprio il significato vero di quello che l'impresa può realizzare attraverso le sue radici. Le imprese per essere inoltre competitive devono essere flessibili. Cosa significa flessibili? Cioè devono essere elastici a quelli che sono i cambiamenti del mercato. Ora questo principio è stato teorizzato dall'ingegnere francese Henri Fayol agli inizi del Novecento. Quindi diciamo che questo concetto non è un concetto attuale, ma è un concetto che noi ce lo siamo portati dal passato. E devono essere capaci le imprese di interpretare le mutevoli esigenze dell'ambiente
ed essere in grado di trasformare le nuove idee tecnologiche in altre idee tecnologiche. Oggi l'imprenditrice rappresenta il cuore dell'economia moderna, capace di vedere oltre. Questa è una frase che ha detto Henry Ford, l'imprenditore delle macchine, delle automobilistiche. Figura che crea e guida l'organismo aziendale in grado di individuare le opportunità e previa analisi di spaziare nei vari segmenti di mercato e saper creare una rete di vendita che sia remunerativa ed equilibrata, in modo tale che si viene a diminuire il rischio imprenditoriale. Con il consumismo digitale odierno, i leader delle imprese riescono oggi a triplicare le entrate e a risparmiare sui costi, registrando un time to market. Time to market significa il tempo che intercorre tra l'idea del prodotto e la vendita di questo prodotto nel mercato, 2 volte più rapido rispetto alle aziende che non usano la tecnologia. Infatti le imprese che hanno nella struttura aziendale il meccanismo IT sono più avvantaggiate rispetto a quelle che non hanno questa struttura, perché la struttura IT non è altro che la governance implementare, e si intende il complesso di attività riguardanti la gestione dei sistemi informatici, cioè e quindi la possibilità di aumentare il business. Ora, tale struttura inoltre in che cosa avvantaggia? Consente ai dipendenti di lavorare su piattaforma insieme agli altri, quindi se nascono dei problemi vengono risolti appunto dalla persona, diciamo, dal tecnico che può risolvere questo problema. L'azienda di oggi è passata, cioè nel passato noi avevamo le aziende face to face, cioè si vendeva faccia a faccia. Oggi invece è stato sostituito questo tipo di vendita appunto dai sistemi tecnologici digitali. Al negozio fisico il negozio fisico, il cosiddetto showroom, si sostituisce invece la vendita in piattaforma e-commerce. Poi abbiamo alla telefonata classica si sostituisce la chat robot, la chat box. La chat box proviene dall'unione di due parole che è chat e robot. In pratica trattasi di un software che permette di poter dialogare interagire con l'umano, cioè con l'uomo, e quindi anche rispondere alle loro domande. Poi le fiere si sono trasformate in blog, che sono dei siti particolari. I cartelloni pubblicitari che noi abbiamo sempre letto passando per le strade si sono sostituiti i canali social. Quindi in pratica cosa possiamo dire dopo aver detto il passato? Il presente lo stiamo vivendo, ma il futuro delle aziende all'avanguardia che cos'è? È l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché se da un verso noi possiamo avere, si diceva poc'anzi che non c'è più il rapporto umano, che noi possiamo diventare dei robot, non viviamo più l'aspetto reale, vero e proprio reale. Per quanto concerne le imprese invece è un elemento fondamentale, perché c'è in campo il business, quindi quando si fa denaro praticamente tutto è ok, tutto va bene, tutto va bene. Allora, vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola all'ingegnere Rosalia Bagatti. Scusa Giovanna, nel frattempo ci ha fatto dono della sua presenza il Presidente del Consorzio, che l'avevo già ringraziato, e poi Tomacia, Presidente.
Presidente, ma ribadisco i ringraziamenti per il patrocinio per la concessione della preziosa sede. Benvenuto. Già io sono emozionato di mio, buongiorno. Essere accolto con queste parole aumenta notevolmente non solo la mia emozione, ma Mi anche... consenta, l'emozione fa parte dell'umano. Ma io non... Se non c'è l'emozione, l'umano non esiste. Questo mi rassicura perché qualcuno mi ha considerato un alieno, quindi detto da lei è una rassicurazione. Al di là delle battute, io prendo la parola con difficoltà e imbarazzo. In primo luogo avverto il dovere, oltre che portare il saluto mio personale e dell'ente che ho l'onore di presiedere, di scusarmi per l'involontario ritardo, ma un altro impegno non mi ha permesso di essere puntuale, ma vi posso garantire che mi farò perdonare per questo ritardo, perché manterrò, nonostante io sia noto per non lasciare facilmente il microfono, mi atterrò strettamente a quelli che sono i tempi europei. Dicevo, sono in difficoltà perché dopo aver sentito queste relazioni e fra l'altro trattando un argomento particolarmente delicato, nuovo, complesso, articolato, non avrei niente da aggiungere rispetto alle relazioni di particolare rilevanza che oggi sono state già fatte e che sentirete. Avverto prima di ogni cosa il dovere, lo dicevo, di salutare le autorità della FIDAPA, a partire dalla Presidente del distretto regionale, le past president, tutte le gentilissime signore che hanno collaborato alla realizzazione di questo importantissimo convegno e fra l'altro, io lo devo dire, altrimenti ho problemi a casa, ho avvertito il dovere di essere presente perché essendo mia moglie una filipina non potevo assolutamente sottrarmi a questo impegno. Quindi più per ringraziamento dovrebbero ringraziare mia moglie che mi ha imposto nel rispetto della parità ci devi essere. Generalmente noi veniamo ringraziati perché mettiamo a disposizione non solo questa struttura ma anche i nostri servizi. Credetemi, non lo dico per piaggeria, non lo dico per adulare le vostre autorevoli presenze, ma siamo noi che ringraziamo coloro i quali ci permettono di realizzare quello che è il nostro mandato statutario. Noi fin dall'inizio abbiamo assunto l'impegno con la città, con il territorio, perché no, anche al di là di quelli che sono gli stretti confini provinciali, di metterci a disposizione per quanto riguarda la crescita culturale, sociale, economica, per l'impegno socio-culturale in maniera particolare di questo territorio. Da soli non avremmo potuto farcela, per cui, ripeto, non è formale il ringraziamento ma è carico di sostanza. Noi ringraziamo anche la FIDAPA, con la quale abbiamo fra l'altro, grazie a Carmelina Guarnieri, una frequentazione se non quotidiana, bisettimanale, devo dire, piacevolmente ci onora della sua presenza assieme alle sue collaboratrici, anche con la dottoressa Pellitteri, che fra l'altro si può considerare a casa, essendo il marito, che saluto per la sua presenza, il presidente del polo universitario. Quindi cercheremo quanto più è possibile di consolidare questo rapporto non per occasionali incontri, perché sarebbero ben poca cosa, ma per proiettare all'esterno, così come state facendo oggi, quelli che sono gli impegni principali di un territorio che ha un mare di potenzialità che purtroppo non sono state sfruttate. Grazie per quello che fate e principalmente per come lo fate. E a proposito di potenzialità di territorio, e poi mantengo l'impegno di lasciare il microfono, non mi guardi male. Io lo guardo bene, ho un paio d'occhi. Grazie. Relativamente a questo nostro impegno di crescita del territorio, mi fa particolare piacere, perché siamo direttamente coinvolti come struttura organizzativa, di comunicare in questa occasione alle cittadine agrigentine, ma anche a quelle che vengono da fuori, che abbiamo voluto osare come città di Agrigento e come provincia e come territorio. Abbiamo presentato convintamente la candidatura di questa città e di questo territorio a capitale italiana della cultura per il 2025. Ma desidero sottolineare che non è una candidatura che fa riferimento
a quanto nel passato è stato realizzato in maniera meravigliosa. Non scomodiamo Pindaro per l'ennesima volta che Agrigento è la più bella città dei mortali, molto probabilmente è così, non sta a me stabilirlo con tutto il rispetto per le altre meravigliose città siciliane e non. Ma noi l'abbiamo presentato nel rispetto di quanto scritto nel bando emanato dal Ministero della Cultura per quello che Agrigento potrà rappresentare nel futuro. Partendo dalle meraviglie paesaggistiche, architettoniche, culturali, delle tradizioni, anche imprenditoriali, noi ci siamo messi in testa di proiettare questo territorio in una dimensione non metaversica, ma reale. All'intelligenza artificiale ci penseremo successivamente, di proiettare questo territorio in una dimensione internazionale, perché lo merita. Da soli non possiamo farcela. Abbiamo chiesto l'aiuto delle istituzioni, delle associazioni, delle fondazioni, dei privati, coinvolgendo sindaci, enti locali, i cittadini di tutta la provincia, per cui io devo approfittare di questa particolare occasione per rivolgervi un invito per il ruolo che voi avete nella società, per quello che rappresentate come elementi di riferimento. Vi chiediamo sul piano della ufficialità di essere al nostro fianco, perché il contributo di idee, la fantasia tipica delle donne, non me ne vogliono gli uomini presenti, quello che voi rappresentate in più rispetto al corrente, non dico che può essere determinante, ma potrà essere sicuramente di grande aiuto per un impegno che è particolarmente gravoso. Noi cercheremo di fare la nostra parte, ci auguriamo che anche voi possiate continuare a darci una mano d'aiuto, nella speranza che Agrigento possa essere la capitale italiana della cultura del 2025. Grazie e buon lavoro. Grazie, che sì, un attimo mi richiamano per il meglio detto, un attimo che la voglio ringraziare e soprattutto porre l'accento che l'oratoria del Presidente è cosa nota in più, quindi riprendere la parola dopo il Presidente non è semplice. Io personalmente ho voluto fare come past mi ricordo Scusi, se c'è la possibilità di scegliere fra la targa e la macchina, io preferisco la macchina. Per la targa ci penso io. Sì, io la ringrazio, l'ho ordinata la macchina, poi all'altra targa penserà lei. Stringiamoci la mano perché Vieni Maria, vieni, 8 minuti. Maria le consegna la distrettuale per il diretto e io ricordo questo. Chiamerei anche il professore Tuzzolino, così tolgo le... Professore Tuzzolino. Si tolge le citate, sono il mio presente. Perfetto, fa. Ne ha dato questo a nessuno. Grazie. La giornata, un altro guidoncino. Non già me l'hanno dato. Questo grazie, è un grazie reale e non artificiale. Molto gentili. Ok, procediamo con l'ingegnere Rosalia Tatano, consigliere della sezione Camerata San Giovanni Gemini, specializzata nel settore energetico, appartenente all'ordine degli ingegneri di Agrigento e membro del consiglio direttivo di Confartigianato e Imprese di Agrigento. Trattazione tematica, metaverso e nuovi modelli di impresa, community digitali. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Iniziamo questa seconda parte tematica che ci porta all'interno del metaverso. Abbiamo compreso un po' dagli interventi precedenti come è semplice entrare nel metaverso, basta una connessione internet, un computer e un account. Ma cerchiamo di capire cos'è realmente questo metaverso, ce lo chiediamo già da un po'. Allora, il metaverso non è altro che un assieme di piattaforme open source in 3D all'interno di un mondo virtuale. Ve ne presento due che sono le più note, le più costruite e anche le più frequentate. Una si chiama Decentraland e l'altra si chiama Sandbox. Cosa si fa all'interno di queste piattaforme? Si possono creare e vendere degli edifici, creare dei parchi giochi, dei musei, si possono riprodurre delle cose che abbiamo nel mondo reale e introducendole tramite sistemi di realtà aumentata all'interno di sistemi virtuali. Anche a pagamento si possono organizzare dei concerti e addirittura ci sono anche dei sistemi economici già ben chiari. Ad esempio sia in Decentraland che in Sandbox si paga con una moneta che si chiama Mana.
Quindi metaverso è intrattenimento. Quando ci chiedono cos'è il metaverso è una piattaforma open source, ma è anche intrattenimento. Si vendono gli spazi, si noleggiano come si può fare all'interno di un teatro o all'interno anche di uno stadio. Quindi capite bene come non c'è un limite spazio-temporale all'interno del metaverso, ma praticamente si fa ciò che facciamo nel mondo reale. Noleggiamo, affittiamo, paghiamo e organizziamo un evento, però con una possibilità in più di non essere in pochi, in base agli impegni di quel giorno, ma di essere aperti a tutti. Altra piattaforma è Spatial. Questa è una piattaforma dove si può lavorare e già con il periodo pandemico abbiamo molto utilizzato questo tipo di piattaforma. È stato anche un ritrovo di creativi, di curatori di brand, di promozioni di eventi anche culturali e di eventi anche artistici. Addirittura basta scattare una semplice fotografia con una webcam e in maniera automatica il nostro avatar viene riprodotto. Quindi ci troviamo all'interno di una stanza con i nostri collaboratori, con i nostri dipendenti, all'interno del nostro meeting in tempo semplicemente reale. Ma metaverso è anche formazione e istruzione, è un'esperienza anche da un forte impatto emotivo. Già in Italia, grazie a un progetto promosso da Spirit Educational Group, che appunto sono un assieme di istituti privati che operano a livello mondiale, si sta già parlando di cyber school. Non esiste fisicamente, ma appare solamente se si indossano degli occhiali 3D o dei guanti con dei sensori per realtà aumentata. È un progetto pilota che si sta svolgendo appunto in Italia. Metaverso non è solo formazione, ma è anche progettazione. Pensate che all'interno del metaverso è possibile anche progettare ciò che in un futuro si può anche costruire. Io mi sono molto affascinata della storia di questa donna, è un architetto, si chiama Zaha Hadid, è una donna che è nata a Baghdad. Oggi vi voglio fare un breve cenno proprio perché è stata una donna che ha saputo sfidare le leggi dell'architettura. Già nel lontano 2004 ha fatto dei progetti pronti per l'ingresso nel metaverso, addirittura un progetto importantissimo si chiama Liberland Metaverse, è una cyber urbana dove le persone possono visitare gli spazi semplicemente pagando con criptovalute. Si può fare un percorso, un itinerario di tipo architettonico. Questo mondo può essere costruito realmente perché stiamo parlando di una micronazione del mondo reale rivendicata dal popolo ceco, dove appunto questo architetto, che diciamo è morto da pochi anni, nel 2016, aveva proprio prospettato la città del futuro. Quindi immaginiamo anche il metaverso come una possibilità di costruire le città sostenibili, è molto più a misura d'uomo. Metaverso è anche business, come ci diceva la nostra cara past Giovanna Messina. Gli avatar sono i nostri rappresentanti digitali. Il corpo dell'avatar è oggetto del desiderio, quindi anche della bellezza, dell'estetica. Vedete il confronto tra le due immagini? A destra e alla vostra sinistra abbiamo un'immagine di Instagram, quindi noi vediamo un cappellino sul cellulare, non ci sentiamo immersi all'interno di quell'articolo o all'interno di un negozio. Accanto invece, dove è scritto Digital Merc, abbiamo lo stesso identico oggetto ma guardato con un Oculus, quindi con degli occhiali in 3D, ci proietta praticamente all'interno del negozio, un negozio che da Instagram è diventato virtuale, dove ho la possibilità di acquistare anche dei prodotti fisici o per il mio avatar o direttamente per me con consegna a domicilio a casa. Quindi il metaverso dà sfogo a una nuova filosofia aziendale, cioè le aziende sono attratte da questo universo digitale perché aumentano notevolmente la visibilità dei loro brand, veicolano in un modo molto più veloce anche i loro valori aziendali, raccontano parti della loro storia, della loro vita, della loro mission, della loro anche vision aziendale tramite il metaverso ad un pubblico molto più ampio, grazie anche a dei nuovi lavori, i lavori del futuro, ad esempio gli influencer. Gli influencer sono appunto quelle nuove forme di lavoro che aumenteranno le cosiddette community digitali. Un'azienda apre uno spazio all'interno ad esempio di Decentraland
utilizza queste figure come per esempio gli influencer per aumentare il proprio pubblico e migliorare il proprio brand. Dal blog siamo andati ai social e dai social con il metaverso stiamo andando all'interno di esperienze molto più immersive. Questo processo in termini tecnici si chiama gamification ed è un'ottimizzazione dei contenuti da introdurre nel metaverso che diventerà appunto un elemento essenziale all'interno di questo spazio tridimensionale. Perché piace così tanto il metaverso alle aziende e anche agli utenti? Piace perché dà lo stesso impatto che si ha nel mondo reale, cioè non si percepisce questo stacco tra il virtuale e il reale. Io sono a casa comodamente, mi sto annoiando, inserisco il mio visore e sono all'interno del museo in Spagna a guardare la Sagrada Famiglia. Quindi tutto questo pagando semplicemente un biglietto. E non solo, un po' più avanti vedremo anche come l'agenda 2030, dove ci sono anche degli obiettivi ONU che mettono in primo luogo l'ambiente, la nostra impronta sull'ambiente, guarda l'intelligenza artificiale come un'alternativa alle soluzioni climatiche e alla impronta che noi abbiamo sull'ambiente. Lo vedremo diciamo un po' più avanti. Facciamo qualche esempio anche per capire meglio di cosa stiamo parlando. Tutti conosciamo la Nike. Nike ha costruito Nikeland, sport meraviglioso. Lo sport non ha regole. Ok, cosa si fa all'interno di Nikeland? Si sono creati degli edifici, dei parchi, delle piste da corsa, ci sono già degli avatar che fanno delle competizioni sportive. L'azienda cosa intende fare con Nikeland? Intende intanto portare avanti il proprio brand e tutti gli avatar sono brandizzati. Inoltre utilizza questa piattaforma e-games come un laboratorio di pre-produzione di massa, cioè io vesto l'avatar con degli indumenti a marchio Nike, vedo a quanti altri avatar piace, se sono interessati o meno, dopodiché se c'è un interesse io nella vita reale produco tot magliette Nike. Quindi questo spazio è appunto un laboratorio di pre-produzione di massa, addirittura Nikeland ad oggi conta già 115 milioni di utenti e ci sono dei contratti che alcuni campioni come Cristiano Ronaldo hanno già fatto all'interno di Decentraland, dove noi possiamo andare a palleggiare graziosamente con Cristiano Ronaldo. Altra azienda molto curiosa, si chiama, è un ristorante made in Italy, si chiama Polpetta, dove tutto è polpettabile. Una cosa molto curiosa, infatti mi è piaciuta pure portarla qua, è il primo ristorante italiano, si trova a Roma, ha fatto un intero menù con questa forma di polpetta, addirittura ha creato una collezione di NFT, che poi la dottoressa Valentina Billero ci spiegherà cosa sono, per tutelare la forma di ogni singolo pasto. E già è all'interno del metaverso, il menù ha un costo e si paga in criptovalute. Dice, ma chi mangia? L'avatar? La nostra presidente del distretto è sempre molto attenta, dice, ma chi mangia? Mangiamo noi perché ordiniamo a domicilio, come ad esempio ci permette di fare McDonald's. Noi siamo... Quindi è una forma diciamo di reale. Questo è quello che dico io, dal virtuale si deve passare necessariamente al assolutamente sì. Il vantaggio è che a conoscere questo ristorante, tra virgolette, che si chiama appunto Polpetta, non sarebbe stato nessuno se non un visitatore a Roma. In questo mondo del metaverso invece lo possiamo conoscere tutti perché ci incuriosisce e magari c'è qualche influencer che lo frequenta e quindi andiamo pure noi, quindi è un aumento di visibilità. Stessa cosa per McDonald's e Coca-Cola, noi possiamo addirittura ordinare tramite un tabloid cosa vogliamo mangiare e arriva tutto direttamente a casa. Addirittura McDonald's ha già depositato numerosi brevetti per ricerche particolari e si sta organizzando con una catena di trasporto a domicilio. Metaverso e anche sostenibilità.
Voi penso tutti abbiamo sentito parlare della settimana della moda, no? Dal 24 al 27 marzo, già di quest'anno, del 2022, è avvenuta la settimana della moda. Non è avvenuta a Parigi, non è avvenuta a Londra, non è avvenuta a Milano, è avvenuta dentro il metaverso. Si parla di moda sostenibile, è avvenuta a Decentraland. Tutti gli oggetti che sono stati portati all'interno del metaverso sono abiti certificati tramite NFT che ne tutelano l'unicità. Gli abiti naturalmente venivano presentati da avatar, possono essere acquistati sempre in criptovalute. È la moda del futuro, è la filiera sostenibile ed è uno sguardo green verso un'impronta sempre più neutrale. Chi ci va? Tutti i più grandi marchi, Dolce & Gabbana, Gucci, ci sono Giuseppe Zanotti con le Cobras, però guardate come dobbiamo iniziare anche a parlare, quindi il linguaggio aziendale cambia, no? Intanto non si dice più venite alla settimana della moda a Milano o a Londra o a Parigi dal giorno tot al giorno tot, ma si dice venite a sorseggiare un cocktail di pixel. Quindi già è un linguaggio, un cocktail di pixel. Venite all'interno di un after party immersivo insieme ai nostri avatar, quindi le aziende richiamano con una logica del noi, non è vieni nel negozio a provare il vestito, ma è vieni con i nostri avatar, ti accompagniamo, è un viaggio che facciamo assieme. Facciamo una passeggiata lungo la Fashion District di Decentraland, dove ci sono i negozi del Metaverse Fashion Week. È possibile logarsi come ospiti, ma se vuoi avere sconti o omaggi devi appunto entrare con il proprio avatar e naturalmente le criptovalute. Ora io dico, voglio fare un'osservazione, questo tipo di linguaggio che poi diventerà un linguaggio anche comune, io l'ho un po' testato, no? La mia cavia è sempre il povero mio marito naturalmente, che in questo periodo di grande organizzazione mi sentiva sempre parlare a qualsiasi ora del giorno per l'organizzazione, no? E quindi io ho detto cosa fai? Dici, sto sorseggiando un cocktail di pixel. Al cocktail di pixel lui non fa caso, perché il cocktail di pixel può essere una tisana dimagrante, le cose che facciamo diciamo solitamente noi. Quando però ho iniziato a dire sono all'interno di un after party, sono dentro Decentraland, ha iniziato a capire che forse il metaverso non è così lontano da come sembra, ma è qualcosa che realmente dal prossimo anno avremo la possibilità di vivere realmente, e dobbiamo anche adeguarci a questi sistemi di intelligenza artificiale, perché innalzano il livello culturale non solo dell'azienda ma anche della società. Mi sono permessa di fare un calcolo semplice, senza entrare molto in dettaglio. Immaginate la settimana della moda fatta nel metaverso e fatta a Milano, ok? Con un numero di partecipanti pari a 10.000 persone. Ogni persona ha preso un aereo, ha prodotto un impatto ambientale e un inquinamento. Volare produce 285 grammi di CO2 per ogni passeggero. Siamo arrivati all'aeroporto, dobbiamo prendere un taxi, dobbiamo arrivare al luogo della settimana della moda, anche con un taxi stiamo impattando l'ambiente. Tutto questo in un solo giorno ci ha permesso di purtroppo impattare l'ambiente per circa 20 tonnellate di CO2. Dici, ma cosa sono questi 20 tonnellate? Quanto pesano? Non ci rendiamo conto ancora della tonnellata di CO2, quanto pesa sull'ambiente. Io vi dico solo che per estinguerla, per toglierla, per rimuoverla dall'ambiente sarebbe necessario piantare 655 alberi. In un secondo pianto questi alberi che nell'arco della loro vita, l'albero non dura un giorno ma dura diversi anni, possono andare a cancellare quello che uno sfizio umano ha alla fine immesso nell'ambiente, per questioni di lavoro, per questioni di divertimento, per questioni di soldi, per questioni di business. Quindi le promesse diciamo ambientali che l'intelligenza artificiale tramite il metaverso e tramite anche tante altre tecnologie stanno facendo sono quelle della carbon free. Cioè si cerca anche con il digitale di creare reti internet verdi.
utilizzare appunto dei dati satellitari che possono tramite i modelli di intelligenza artificiale ricreare dei contesti e valutare se questi contesti sono sostenibili. Viceversa sono delle azioni che noi a livello della società dobbiamo correggere, anche la società deve essere educata a vivere all'interno dell'ambiente in maniera ecocompatibile. Tutto questo diciamo che ho cercato di riassumere in maniera molto semplice, perché non è semplice, si chiama machine learning ed è una branca dell'intelligenza artificiale che ci permette di raggiungere uno dei famosi obiettivi dell'agenda del 2030. Io vi ringrazio dell'attenzione. Ho paura, Presidente. No, non avere paura. In termini di indotto di lavoratori, quanto perdiamo? Piantiamo 655 alberi e in termini di indotto di lavoratori quanto perdiamo? Non volano più aerei, non si noleggiano più taxi, non si noleggiano più auto, allora, questo diciamo non si prenotano alberghi. In termini di indotto lavorativo, quindi il metaverso a che cosa porterà? I ricchi sempre più ricchi, la Nike sempre più ricca, perché per produrre non ha più bisogno neanche di fare un'operazione di marketing e di ricerca sul mercato, ma se lo fa sulla piattaforma virtuale e si produce 850.000 magliette, ma quelli che facevano il lavoro di marketing sul mercato hanno finito di lavorare, li mandiamo a piantare alberi. Allora questo è uno che dice appunto la Presidente del distretto. Andiamo a piantare alberi. Diciamo uno delle domande che ad oggi si trova sui tavoli tecnici sia dei comitati termotecnici italiani a cui diciamo io ho la fortuna di assistere, ma anche all'interno di reti come Confartigianato che tutela appunto i lavoratori e le imprese. Naturalmente ci sono dei mestieri che diciamo hanno la necessità di adeguarsi e di adattarsi come è giusto, altri mestieri nuovi che invece valorizzeranno le intelligenze artificiali, cioè coloro i quali non hanno diciamo ad oggi molto spazio perché non vengono forse neanche capiti, in realtà sono i nostri informatici, tutti gli ingegneri, le aziende di software, le aziende appunto di tecnologia che fino ad oggi sono state molto penalizzate, invece vedono nell'intelligenza artificiale anche loro un futuro. Ci sono dei pro, ci sono dei contro, oggi siamo qui anche per farci un'idea, non c'è un'idea chiara è solo un momento di una riflessione che ci dobbiamo portare anche noi a casa per capire quanto di noi dobbiamo mettere nel metaverso. Esatto. Allora, con la dottoressa Valentina Bellero affronteremo questi temi economici perché è un esperto in finanza. Scusi, io prima che lei finisca l'impatto sull'ambiente, quindi la green economy, tutto il resto, ma se le aziende iniziano a produrre di più grazie all'indotto creato dal metaverso, praticamente avranno più rispetto di questo ambiente o continueranno a inquinare ancora di più non applicando nessun tipo di protocollo e aumentando i loro guadagni? Io mi ponevo se ci sono delle leggi, sì, allora, ci sono perché è una domanda da 5 minuti da fare che si ricollega a questo. Il discorso dell'ecosostenibilità e del green è secondo me un'operazione di marketing perché, che stanno facendo, perché io ho letto invece quanta CO2 si produce per la produzione dei dati, per il trasporto dei dati. Questo mondo virtuale che sembra tra virgolette senza peso, in realtà sono dei cavi che trasportano, cioè c'è lì dietro una produzione di CO2. Per cui è bellissimo vedere e pensare che comunque ci guadagniamo in termini di ambiente, ma nella realtà mi sembra proprio un fatto soltanto per rendercelo più appetibile, ma nella realtà la CO2 che viene prodotta dal metaverso
forse di più di quella degli AE, non lo so, non ho dei Allora, dati. anche questo, vi ringrazio per queste osservazioni che ci danno modo ancora di più di capire l'importanza della questione. Naturalmente noi partiamo dal fatto che non siamo abituati a calcolare l'impronta neanche nell'ambiente reale, quindi partiamo da calcolarla nell'ambiente reale e poi possiamo fare un confronto con ciò che ci sarà nel mondo virtuale. Naturalmente non spostare 10.000 aerei, 10.000 macchine, naturalmente ha un peso più leggero sull'ambiente. Il discorso delle aziende, ci sono dei protocolli che le aziende stanno seguendo, sono protocolli che rispettano delle linee di economia circolare. Naturalmente il mercato lo si sta preparando, anche il consumatore parlo, per scegliere tra un prodotto ecosostenibile e uno no, al di là del prezzo. Cioè se un prodotto costa 1.000 euro e uno ne costa 2.000, compriamo quello di 2.000 perché è tutto riciclabile, quindi ha un peso minore sull'ambiente. Sono delle dinamiche non solo commerciali, ma sono delle necessitudini che le aziende hanno la necessità di fare questi percorsi di economia circolare. Se poi oltre all'economia circolare si parla di industria 4.0 e di digitalizzazione, vediamo un po' il bilancio. Allora, io ringrazio Rosalia e ti chiederei all'uditorio le domande riserviamole alla fine di tutte le relazioni, perché se no alcuni parlano e altri non riusciranno a parlare. Ringrazio intanto per gli interventi interessanti e le risposte date. Grazie. Quindi continuiamo con Valentina Billero affrontando. Sei Valentina? Sì, un attimino di pazienza. Io vi avverto, parleremo di cose un pochetto noiose, cose un pochetto tecniche, cose che prettamente non appartengono al mondo della finanza, ma più che altro al mondo dell'informatica. Anche perché qui siamo davanti per spiegare cosa sono gli NTF, gli NFT, no fungible token, cioè oggetti che non sono replicabili in un certo modo. Parliamo di metaverso e questi oggetti effettivamente non sono cose materiali, ma sono oggetti digitali e l'unico modo per trasformarli in oggetti digitali sicuramente è una tecnica per poterli descrivere nel digitale. Quindi si utilizza la crittografia hash. Quindi entriamo nel mondo dell'informatica. Prego di calibrare le domande anche perché sono un commercialista, non sono un informatico, quindi fino a un certo punto vi posso aiutare, dopodiché andiamo insieme su Wikipedia e scusami, mi sembra che i docenti della facoltà avrebbero forse l'esigenza di rientrare, se non ho capito, quindi effettivamente poi a margine gli interventi, perdonate. Quindi effettivamente, ripeto, fino a un certo punto vi posso aiutare, dopodiché andiamo insieme su Wikipedia, che è una biblioteca digitale, quindi vi siete abituati immediatamente al digitale con lei e andiamo a capire effettivamente cosa sono. Quindi metaverso ed NFT, sicuramente l'unico modo per le imprese per poter lucrare, perché parliamoci chiaro, lo scopo di un'impresa non è la beneficenza ma è il lucro, produrre utile, è produrre degli oggetti nel metaverso, commercializzarli, venderli, scambiarli, creare economia e creare mercato all'interno del metaverso. L'unico modo possibile sono gli NFT. Però prima di parlare di NFT parliamo di cose, vi avverto, molto noiose. Prima di ogni cosa dobbiamo capire che cos'è una blockchain. Allora, la blockchain è un blocco informatico di codici in crittografia hash in cui rendono in maniera incontrovertibile un determinato oggetto digitale. Quindi c'è un codice hash per descrivere ad esempio ciao mamma, c'è un altro codice hash per descrivere ciao mamma punto esclamativo ed è totalmente differente, lo vedete all'interno nell'immagine a destra. La blockchain mi permette di creare dei blocchi di produzione di oggetti che sono assolutamente aperti, che sono assolutamente tracciabili, che sono assolutamente unici e che lavorano tra di loro proprio perché si incastrano attraverso la crittografia hash. La criptovaluta è una utilizzazione della blockchain, cioè la criptovaluta
parliamoci chiaro, prima di ogni cosa dobbiamo mettere alcuni puntini su lei. La criptovaluta non è una moneta, non ha valore legale in nessun stato, non ha le caratteristiche di una moneta, non ha uno scambio, non ha un mercato, non ha una proprietà, non ha delle regole predefinite, è un investimento, è un asset patrimoniale a tutti gli effetti. Quando Giovanna ci ha descritto l'impresa e l'asset patrimoniale di un'impresa, ci ha descritto un'impresa che per lavorare necessita del capitale, delle risorse umane. Siamo nel 2022 e stiamo parlando del web 4.0. Ad esempio, in questo senso, le criptovalute in senso di investimento possono far parte di un asset patrimoniale di un'impresa. Capiamo quindi che un'impresa, e qua intervengo nella domanda di poco fa, può investire nel digitale, può investire in una risorsa umana informatica e investire di meno nel materiale, inquinando per esempio, e investire di meno nella manodopera che finora è stata caratteristica. Ma è normale, per un, non me ne vogliono i muratori, per ora ne vedo assai, per un muratore che viene in meno sicuramente c'è un informatico che viene in più, e questo semplicemente si cambia, ma è più che normale, perché comunque bisogna andare avanti. Un muratore che diventa informatico e che costruisce nel metaverso. Per esempio, vi do una chicca: Kanye West, ex marito di Kim Kardashian, si è comprato un pezzo di terreno, a tutti gli effetti logicato dal notaio, nel metaverso. Immediatamente terreni al lato a Kanye West all'interno del metaverso hanno acquisito valore. Si cercano informatici muratori che siano in grado, attraverso una crittografia hash, di costruire qualcosa all'interno di quell'appezzamento di terreno. Capite bene che stiamo cambiando... Una polpetta virtuale. Sì. Una casa virtuale si mangia una polpetta virtuale. Esatto. Gli umani che facciamo? Alla fine facciamo gli umani codifichiamo la scrittura hash. E domande alla fine. Quindi la criptovaluta in questo senso come asset di investimento utilizza la blockchain, la tecnologia blockchain e la tecnologia hash. Esistono diverse tipologie di criptovalute, le più famose, ve ne dico due, che in questo momento sono in ribasso, proprio perché non sono delle monete ma sono degli asset di investimento, quotate nel mercato e subiscono la volatilità e l'indice beta che naturalmente stabilisce il mercato di volta in volta, sono l'Ethereum e il Bitcoin. Per poter andare a inserire queste Bitcoin, criptovalute, all'interno di un asset di investimento abbiamo bisogno dei wallet, cioè dei portafogli che me ne registrano il valore, me ne registrano l'entrata all'interno del portafoglio, l'uscita all'interno dell'investimento, me ne registrano vari indici finanziari, tra cui l'indice beta, la volatilità o quant'altro. Questi due portafogli possono essere in due modi: il portafoglio diciamo online all'interno del web, ad esempio il MetaMask, oppure un portafoglio del tipo software e quindi scaricato all'interno del cellulare o scaricato all'interno del proprio dispositivo, che è il Ledger. Entrambi possono essere utilizzati in questo modo. Entrambi utilizzano sempre la tecnica del blockchain, ossia la tecnica della stringa degli oggetti digitali che tra di loro sono collegati perché hanno una determinata codificazione e sono stretti tra di loro. Ora andiamo avanti e cerchiamo di capire che cos'è un NFT. Allora, io ve la dico nuda e cruda, l'FT è quello a destra, è questa stringa di codici. Visto così non ne capiamo una mazza. Ora non so se vi ricordate, se avete mai visto, ma credo proprio di sì, il film Matrix. Tutti quanti vedevano un mondo dove c'erano delle sensazioni, si potevano toccare gli oggetti, si viveva. Soltanto Neo, il protagonista, che poi si è scoperto che era l'eletto, riesce a vedere Matrix per quello che è, quello a destra. Il metaverso, se volete, è quello a destra, è quello lì, nudo e crudo. Ora, gli NFT sono questi e possono essere commerciabilizzati all'interno del metaverso. Certo, se li vediamo così io non me lo compro sinceramente, che me ne faccio di una stringa di numeri che tra l'altro manco so che cosa stanno dicendo. Se vi dico che questo invece è stato il primo NFT e vi dico che è stato prodotto nel 2021 e vi dico anche che è stato battuto all'asta da Christie's,
a 65 milioni di dollari. È un'opera d'arte, quindi possiamo dire che il primo NFT è un'opera d'arte ed è esattamente questo, formato da singoli quadratini di singoli utenti che a sua volta si sono fatti un selfie e un artista totalmente sconosciuto ne ha creato una immagine insieme, l'ha crittografata, gli ha dato un indirizzo univoco, cioè una stringa di quel tipo in cui non può essere assolutamente contraffatta, e l'ha messa all'asta. Chi l'ha comprato per collezionarlo. Attenzione, gli NFT quindi nascono come pezzi di arte collezionabili, ma non è detto. L'Alfa Romeo a marzo ha lanciato un NFT che in realtà è un progetto di una macchina che, come diceva appunto l'ingegnere Tatano Rosalia, se ottiene abbastanza successo secondo i parametri definiti dagli specialisti di marketing all'interno del metaverso, può essere realizzata nel reale. Quindi possiamo anche dire che gli NFT da pezzi di arte possono essere anche dei progetti, possono essere dei brevetti, possono essere degli oggetti che sono diciamo indossati dall'avatar, il pupino che sta all'interno del metaverso, ma poi possono essere anche tradotti nel reale. Vi faccio vedere un altro NFT famoso, se avete social questo lo riconoscete, si chiamano Bored Ape, sono delle scimmie annoiate. Per un lungo periodo, 6-7 mesi, è stata una di queste scimmie, perché non sono tutte così, ma ognuna ha un determinato significato, è stata l'immagine di profilo di Madonna, la cantante. Per ora naturalmente stiamo parlando di NFT che sono acquistati da celebrità, ma ci sono degli altri NFT particolari. Dei miei colleghi a Rimini, lo studio De Ottolo Vecchio, hanno creato degli NFT che in realtà sono delle riviste vendute all'interno del metaverso, consultabili all'interno del metaverso, monotematiche. Quella che hanno lanciato ieri con mio piacere e me ne hanno mangiato una copia parla dell'accertamento, ad esempio, tributario. Quindi attraverso gli NFT e all'interno del metaverso, se siamo bravi a costruire queste stringhe, e servono gli informatici in questo senso, possiamo assolutamente vendere qualsiasi cosa. Questo io ora non so giudicare se c'è un lato positivo o negativo, però io da economista vi dico che ogni impresa, il suo scopo è quello di lucrare, e all'interno del metaverso questo è il suo obiettivo e questo è il suo mezzo con la quale lo può fare. Assolutamente lascio liberissime voi di dare un giudizio positivo o negativo a livello umano, sociale, empatico o quant'altro, a me non tocca questo compito. Andiamo avanti, quindi quello che si può fare attraverso la crittografia hash all'interno del metaverso è scegliere la blockchain, configurare il nostro wallet, ossia il nostro portafoglio investimenti, progettare il nostro FT, creare il nostro FT, promuoverlo e venderlo. Attenzione, interviene qua al mio lato essere un po' rompina delle commercialiste e interviene il Senato della Repubblica. A marzo del 2022 è stato presentato un disegno di legge, il numero 2574, che riguarda le disposizioni 2572, perdono, le disposizioni fiscali in materia di valute virtuali, anche se proprio valute non sono, cioè le criptovalute, e la disciplina degli obblighi di antiriciclaggio. Perché l'antiriciclaggio? Io non ne ho parlato sinora, ma è un argomento che c'entra tantissimo. Le criptovalute nella realtà sono scambiate con soldi, e noi stiamo parlando di criptovalute, passatemi il termine francese, pesante all'interno del metaverso. Quindi chi me lo dice che effettivamente quelle monete non provengono da malaffare, malinvestimenti o quant'altro, ecco qui che interviene naturalmente il governo italiano. Però poi, come avremo modo di guardare con gli altri moduli, si pone un problema di territorialità. Stiamo parlando di metaverso. Il metaverso non è la nazione italiana, non è l'Europa. Il metaverso è metaverso ed è di tutti. Quindi là dentro effettivamente un governo ha i suoi problemi a capire quando è una sua legge applicabile oppure no. Anche lì è tutto da creare, proprio perché effettivamente non c'è territorialità, e questo concetto di territorialità è un concetto che poi vi tornerà utile nelle altre relazioni. Andiamo avanti così gli architetti possono relazionare in tranquillità. Ora, aspetti fiscali degli NFT. Finora abbiamo semplicemente parlato che bello, le criptovalute, possiamo vendere qualcosa, sì, ok, ma l'Agenzia delle Entrate comunque si farà vedere.
si farà vedere se non compiliamo io imprenditore con gli NFT, io imprenditore che ho delle criptovalute all'interno del portafoglio, se non compilo questo quadro che si chiama RW. Non lo chiedete a me, ognuno lo chiede ai propri consulenti. Se avete delle criptovalute fatelo, stanno arrivando degli avvisi di accertamento già dal 2019, perché nel 2019 si scambiavano le criptovalute, però finora all'interno di questo quadro vengono soltanto dichiarate le criptovalute nei propri investimenti, però io sono sicura che all'interno di questo quadro prima o poi ci finiranno anche gli NFT. Io vi ringrazio, spero di non avervi annoiato e buon proseguimento. Grazie a Giovanna Messina, Valentina Millero e Rosalia Tatano. Procediamo quindi col modulo dei docenti del Dipartimento di Architettura di Palermo. Li avevamo già salutati, sono i professori Riguardo, Fabrizio Agnello e Mirko Cannella, che ci parleranno di archeologia, architettura, realtà aumentata e rappresentazione digitale. Innanzitutto ringrazio gli organizzatori di questa giornata di studi per averci chiamati e per averci invitato. Ringrazio Lina Pellitteri, che è stato il nostro primo contatto con il FIDAPA, e ovviamente anche il suo marito, cioè il professore Tuzzolino, per le parole di stima che ha espresso nella sua introduzione. Per l'università, se riesco a spostare la sedia, è un piacere, è un onore far conoscere il proprio lavoro all'esterno. È un compito che oramai la riforma dell'università ci assegna, si chiama terza missione, cioè divulgazione, far conoscere all'esterno dell'università quello che si fa dentro l'università. Io e il professore Cannella siamo due docenti del Dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo. Ci occupiamo da tantissimo tempo di tecnologie digitali per la rappresentazione dell'architettura. Sapete bene che il mondo del digitale è quello che forse l'architettura è uno di quei settori che è stato più fortemente coinvolto e investito dalla rivoluzione digitale. Gli aspetti del digitale che vedrete non sono così, come dire, proiettati verso il metaverso come gli interventi che ci hanno preceduto ci hanno, come dire, realmente portati in un mondo vicino ma anche che percepiamo molto lontano. I lavori che vedrete sono lavori che sfruttano la tecnologia digitale per promuovere il patrimonio culturale, e questo è un veicolo, secondo me e secondo noi, anche di sviluppo e di volano economico per la Sicilia e per tutti quei territori che hanno un patrimonio culturale molto ricco. Cosa ci permette di fare la tecnologia digitale? Ci permette di andare laddove non si può. Ci permette per esempio di vedere da vicino un'opera d'arte che si trova ad una distanza molto alta, molto grande da noi, che non riusciamo a percepire a occhio nudo, o può portarci nel tempo, cioè può permetterci di rivedere opere di architettura, opere d'arte che sono scomparse, che sono perdute e che è possibile ricostruire con la tecnologia digitale. Il nostro intervento si articolerà come segue: introdurrà il professore Cannella con una introduzione sulla distinzione tra realtà virtuale e realtà aumentata, perché su questi due termini spesso si fa un po' di confusione. Continuerò io su una parte sulla realtà virtuale e concluderà di nuovo il professore Cannella con una parte specificamente dedicata alla realtà aumentata. Quindi cedo la parola al mio collega per riprenderla poi dopo. Sì, grazie. Allora, come abbiamo visto poco fa nel precedente intervento, servono informatici per creare questi metaversi, ma servono anche dei designer, degli architetti che costruiscono materialmente questi spazi virtuali. In particolare abbiamo parlato oggi soltanto di realtà virtuali, quindi con la possibilità di fruire questi spazi virtuali con dei visori, attraverso il monitor del computer o attraverso un semplice smartphone o tablet. Però dobbiamo fare un'ulteriore distinzione tra realtà virtuale, che è quello che abbiamo visto fino adesso, e realtà aumentata. La realtà virtuale è un mondo totalmente costruito digitalmente che possiamo fruire attraverso
dei visori oppure dei monitor. La realtà aumentata invece ci permette di mixare e aggiungere dei contenuti digitali a ciò che ci circonda, quindi a uno scenario reale. Quindi mentre con la realtà virtuale noi possiamo usufruire di questi mondi da qualsiasi posto nel mondo, nella realtà aumentata invece per usufruire di questi spazi digitali mixati con la realtà che ci circonda dobbiamo essere lì sul posto. Quindi questa è la principale differenza tra questi due mondi digitali. La realtà aumentata abbiamo iniziato a sentire parlare di questo termine con l'introduzione dei Google Glass nel 2013. Immagino che voi avete sentito parlare di questi occhialetti sviluppati da Google che si indossavano, avevano un piccolo monitor sulla sinistra, in alto, che ci permetteva di integrare ciò che osservavamo con elementi totalmente digitali. Questo progetto non ha avuto un grande successo, esiste ancora, ma è dedicato specificamente a aziende, industrie che sfruttano questo sistema, ma abbiamo avuto una grande diffusione della realtà aumentata invece quando per la prima volta è stato messo sul mercato un gioco che molti di voi hanno sentito parlare, Pokémon Go. Vedevamo per strada questi ragazzini con lo smartphone in cerca di questi Pokémon che dovevano essere catturati. Questa è la realtà aumentata. Quindi questi Pokémon, queste entità digitali, si trovavano immersi in uno scenario reale. Quindi grazie ai sensori dei nuovi dispositivi, grazie alle indicazioni GPS, riuscivamo proprio ad andare in giro a cercare questi esseri digitali. Subito dopo vengono sviluppate da Apple e da Google delle piattaforme dedicate allo sviluppo proprio di applicazioni di realtà aumentata. Queste applicazioni sono state utilizzate da diversi brand, da diverse aziende, per presentare i propri prodotti. Ad esempio IKEA ha sviluppato un'applicazione che permette di visualizzare in tempo reale il proprio pezzo di arredamento che si intende acquistare direttamente all'interno dello spazio a esso dedicato. Quindi potevamo in anteprima visualizzare questi oggetti a una scala congrua rispetto alla scena osservata. Così come l'applicazione della Porsche permetteva di visualizzare, ci permette di visualizzare l'auto dei nostri sogni direttamente parcheggiata nel nostro posto auto. Ma come funziona un'applicazione di realtà aumentata? Un'applicazione di realtà aumentata, per usufruire di un'applicazione di realtà aumentata abbiamo bisogno di un dispositivo mobile. Quindi può essere uno smartphone o un tablet che utilizziamo come una finestra virtuale. Quindi è una finestra virtuale che ci permette di integrare il mondo reale con oggetti digitali. Quindi grazie alla telecamera del dispositivo che acquisisce in tempo reale la scena che stiamo osservando, speciali applicazioni permettono di restituirci degli oggetti virtuali in una prospettiva congrua rispetto al nostro punto di vista. Quindi l'osservatore inquadra la scena, inserisce o visualizza un oggetto virtuale, giusto questo sì, un oggetto virtuale, questo oggetto virtuale lo vediamo fermo nella sua posizione, a quel punto l'utente può ruotare attorno all'oggetto e vederlo da tutte le angolazioni possibili. Prendo io e allora il professore Cannella vi farà vedere cose meravigliose di realtà aumentata, però dopo questo mio brevissimo inciso. Comincio col Tempio Eris e Limonte.
Perché? Perché abbiamo fatto due applicazioni, io ne ho curata una di realtà virtuale e il professore Cannella ne ha realizzata una di realtà aumentata sullo stesso soggetto, cioè la sala delle metope al Museo Archeologico Salinas di Palermo. Queste metope vengono dal Tempio di Selinunte, si trovavano sulla fronte non del Tempio ma del Pronao, quindi immediatamente dietro le colonne. Ecco qua una ricostruzione. Questo è un modello digitale della sala delle metope e in questo caso però non viene proposta la realtà aumentata, ma viene proposta la realtà virtuale sotto forma di immagini panoramiche. Le immagini panoramiche le conosciamo bene perché ogni volta che entriamo su Street View di Google di fatto siamo dentro un'immagine panoramica e quando ci muoviamo saltiamo, diciamo, da una bolla, da una sfera all'altra. Quindi perché, potreste domandarvi, ma perché se avete la capacità di fare la realtà aumentata avete fatto una tecnologia relativamente più semplice come quella delle immagini panoramiche? Per il motivo che il professore Cannella illustrava prima, cioè la realtà aumentata inserisce oggetti virtuali all'interno di uno scenario reale. In questo caso la mia applicazione sulle immagini panoramiche voleva raggiungere un altro obiettivo, cioè questa riconnessione tra museo archeologico e sito, perché una delle cose meravigliose dei nostri siti archeologici che spesso dimentichiamo è la bellezza del paesaggio. Cioè uno degli elementi di bellezza di Selinunte non sono solo i templi, ma è il mare, i vigneti, il paesaggio tutto intorno. Questo la realtà aumentata non ci permette di vederlo, mentre un'immagine, una fotografia, un'immagine panoramica sì. E siccome le metope che noi vediamo dentro la sala del Museo Salinas sul sito si trovano invece a 12 metri di altezza dal suolo, e allora immaginate di trovarli dentro il Museo Salinas, prendere il telefonino, guardare o, se volete, inforcare il maledetto caschettino virtuale e trovarvi a Selinunte a 12 metri di altezza dal suolo davanti al Tempio E. Ecco, questo era l'oggetto della sperimentazione in realtà virtuale, quindi immagini panoramiche. Poi il professore Cannella dimostrerà invece le potenzialità della realtà aumentata sullo stesso terreno. Ecco, queste sono le due immagini a confronto. Le due immagini sono prese dallo stesso punto di vista, ovvero un punto di vista dentro la sala, quello in alto, dentro la sala del Museo Salinas. In basso il punto di vista equivalente a Selinunte. Ovviamente l'abbiamo fatta con l'ausilio di un drone, cioè abbiamo mandato un drone ad una certa altezza e abbiamo acquisito l'immagine panoramica. Qual è il risultato? Il risultato è questo. Vedete, siamo dentro il Museo Salinas, vediamo ancora gli elementi di arredo del Museo Salinas, vediamo le panche, vediamo le metode in fondo, però intorno a noi si apre il paesaggio meraviglioso di Selinunte. Il versante opposto quale potrebbe essere, ma qui devo dire vincerebbe di sicuro la realtà aumentata del professore Cannella, cioè andare a Selinunte e rivedere le metope ricollocate. Qual è il limite delle immagini panoramiche? È il vincolo ad un punto di osservazione privilegiato, mentre con la realtà aumentata io posso muovermi liberamente e l'oggetto virtuale mantiene la sua posizione. Due esempi di ricostruzione di edifici che non ci sono più. Quindi abbiamo visto prima un'opera d'arte decontestualizzata, adesso vediamo edifici che non esistono più. Sono delle ricerche che abbiamo fatto in tempi relativamente recenti sulle chiese del Belice distrutte dal terremoto. Cioè io insegno geometria descrittiva, che è una cosa bruttissima, però è sostanzialmente dove si insegna la prospettiva, queste cose qua. E allora abbiamo scoperto che sostanzialmente il vecchio armamentario della prospettiva poteva servire a ricostruire monumenti dei quali erano rimaste poche immagini fotografiche. E quindi abbiamo fatto un'applicazione su Messina, gli edifici di Messina distrutti dal terremoto, e poi ci siamo riavvicinati alla Sicilia occidentale, abbiamo lavorato sulla Valle del Belice. Vi facciamo vedere due esempi, uno è Menfi, la chiesa madre, e l'altro è Salemi, la chiesa madre anch'essa. Due chiese simili ma che hanno avuto esiti finali completamente diversi, cioè la chiesa di Menfi ricostruita in chiave moderna, con un linguaggio contemporaneo, la chiesa di Salemi invece con una scelta completamente diversa, cioè quella del consolidamento della parte rimasta. Ma in entrambi i casi, attraverso le immagini fotografiche, riusciamo, poche immagini fotografiche, a ricostruire la chiesa. Vedete un po',
quella è la chiesa, l'immagine fotografica, e poi in trasparenza appare il modello ricostruttivo. Questo vi fa vedere che il modello 3D è realmente tarato e calibrato sull'immagine fotografica. Anche qui abbiamo realizzato un'immagine panoramica che fa vedere sostanzialmente la transizione fra la scena reale e il modello ricostruttivo. Ecco, vedete, qua abbiamo simulato un osservatore con un telefonino che ruota intorno a se stesso da un punto fisso, ripeto, questo è il limite delle immagini panoramiche, vede l'attuale facciata, vede il frammento della vecchia chiesa e poi vede apparire la chiesa, esatto, la chiesa originaria, la può vedere apparire sul proprio schermo del telefonino, e poi può anche decidere, comandandolo con un cursore, di ritornare di nuovo alla scena iniziale. Capite bene che questo tipo di fruizione può avvenire sia sul posto che a distanza, non è detto che debba essere una visione tarata sul posto. Vado velocemente perché il professore Cannella ha molte cose da farvi vedere. Salemi, stessa operazione, quindi immagini fotografiche d'epoca, poche, anche qui 3, non più, ricostruzione del modello 3D della chiesa madre, la chiesa madre reinserita nel contesto urbano attuale, e adesso un'altra proposta, diciamo, di realtà virtuale che sfrutta una tecnica cinematografica. Qui devo dichiarare subito il mio debito nei confronti del professore Cannella, perché questa cosa in realtà l'ha fatta. Cioè è una tecnica che si chiama motion tracking, che viene utilizzata tantissimo nel cinema, che consente sostanzialmente, dato un flusso di una telecamera, di inserire un oggetto che non c'è nel video e farlo apparire come se fosse parte del video. E devo dire che questo è un prodotto del quale io andrei molto orgoglioso al suo posto. Come si chiama? Motion tracking. Non so se avete visto il passaggio, dall'immagine iniziale appare la ricostruzione della navata della chiesa e poi salendo appare la facciata della chiesa madre di Salegno ricostruita. Ecco, questo è un modo per far rivivere, per raccontare e per divulgare un patrimonio architettonico che è scomparso, che è scomparso. Esatto. Restituisco la parola al professore Cannella. Sì, queste ricerche dimostrano come possiamo ricostruire anche dei mondi virtuali delle nostre città. Non per forza devono essere mondi virtuali totalmente ricreati da zero, ma possono essere anche per soluzioni che ci permettono di rivivere la nostra storia. Quindi ricostruire ad esempio la chiesa di Menfi, di Salerno, o la Messina distrutta dal terremoto, quindi poter creare questi spazi virtuali. E queste invece sono applicazioni di realtà aumentata, quindi sono applicazioni, come abbiamo detto poco fa, che vengono vissute direttamente sui luoghi. In particolare questa è un'applicazione pensata per il Museo della Cité de l'Architecture di Parigi. È un museo che contiene, espone dei calchi, dei modelli di elementi architettonici di opere realizzate in Francia dal Medioevo ai giorni nostri. In particolare questa applicazione è stata pensata per andare a ricostruire virtualmente, a ricomporre virtualmente questi semplici pezzi architettonici con la ricostruzione della fabbrica da cui sono estratti. In questo caso ci troviamo di fronte al moulage, quindi a questo calco del portale d'ingresso dell'abbazia di Montsac. Non so se è già questo il video. Ok, quindi in questo caso utilizziamo il nostro smartphone proprio come una finestra virtuale. Inquadriamo il portale, questa ricostruzione, e in tempo reale, muovendoci all'interno del museo, vediamo degli oggetti virtuali che si sommano a quello che stiamo osservando. In questo caso vediamo la ricostruzione della chiesa, quindi ci permette di avere questo collegamento tra l'elemento architettonico e il contesto della fabbrica da cui è estrapolato. Con questo dispositivo, con questa finestra virtuale, ci possiamo muovere all'interno dello spazio e la posizione del dispositivo viene riconosciuta in tempo reale senza necessità di avere sensori particolari. Quindi tutta la tecnologia è inclusa all'interno del nostro dispositivo.
Quindi in questo momento io sto attraversando il portale, in realtà dietro c'è la continuazione del museo, ma visualmente entro all'interno del Nartece, quindi vedete che dietro, se diminuisco l'opacità delle superfici, vedo il museo, ma posso muovermi liberamente perché sto utilizzando il telefono a distanza, quindi non un visore, quindi ho sempre un contatto con la realtà, quindi non rischio di inciampare, ad esempio, e visualizzare ad esempio l'interno della chiesa mentre sto inquadrando in realtà un'altra area del... Ci tengo a dire una cosa, queste applicazioni che state vedendo non richiedono dispositivi particolari, cioè comunissimi telefonini, smartphone. Ecco. Questa è un'altra applicazione, sempre di realtà aumentata, sviluppata per la ricostruzione virtuale, per visualizzare la ricostruzione virtuale dell'isolato FF1 nel parco archeologico di Selinunt. Qui possiamo vedere le rovine, i ruderi dell'isolato e vediamo la sua posizione all'interno dell'Acropoli. Siamo in prossimità del Tempio C. L'isolato era composto da unità abitative attraverso un rilievo, quindi questo qui è un modello digitale dello stato di fatto. Abbiamo ipotizzato insieme con gli archeologi una possibile configurazione di queste unità abitative. Queste qui sono degli screenshot dell'applicazione realizzata. Quindi, sempre con il nostro dispositivo, ci troviamo all'interno dell'isolato. Volevamo accelerare un po' la riproduzione al video, ma non riusciamo a trovare in che modo farlo. Quindi dopo una prima operazione di configurazione del dispositivo, ok, abbiamo la possibilità di visualizzare i modelli digitali perfettamente sovrapposti con le rovine e quindi essere lì sul posto, inquadrare le rovine e vedere in tempo reale la ricostruzione di questa unità abitativa. Vedete la perfezione, la stabilità anche della sovrapposizione tra lo stato reale, la scena reale e i modelli digitali. Anche in questo caso possiamo intervenire ad esempio con la trasparenza delle superfici, ma potrebbero anche apparire dei personaggi ad esempio, quindi potremmo in qualche modo animare anche la scena che stiamo osservando. Questa è l'applicazione sempre di realtà aumentata di cui parlavamo poco fa. Siamo sempre all'interno della sala delle metope. Avanti. Questa applicazione invece ci consente di portare il Tempio E all'interno della sala delle metope. Quindi è un processo inverso. Ma senza il paesaggio. Ma senza il paesaggio. Quindi è il Tempio che entra all'interno del museo. Senza il paesaggio però siamo liberi di muoverci. Sì. Ecco, l'applicazione in tempo reale riconosce l'ambiente che stiamo osservando, quindi consente di georiferire i modelli digitali rispetto in questo caso alle metope esposte sulla parete di fondo. Quindi uno spaccato digitale del tempio viene riproposto sul nostro dispositivo e in particolare qui abbiamo lasciato uno spazio libero sul modello corrispondente alle metope per avere questa integrazione tra modello digitale e scena reale. Quindi ancora una volta ci muoviamo all'interno della sala, possiamo avvicinarci
alle metope e in questo caso andare a vedere anche la struttura del tempio con le travi che in questo caso sono state sezionate. Un'altra applicazione, sempre di carta aumentata, questa volta dedicata al sito di Solunto, provincia di Palermo, con la ricollocazione della statua di Zeus che attualmente è esposta all'interno del museo archeologico Antonio Spinas. Sulla sinistra vedete la statua di Zeus in trono, al centro il sito originario dove si trovava la scultura e a destra l'applicazione di carta aumentata. Qui abbiamo sovrapposto queste due immagini sferiche in cui abbiamo ritrovato la posizione della statua, la posizione originaria della statua, qui le operazioni di acquisizione della statua e ancora una volta sfruttando la tecnologia Google Hardcore che ormai troviamo su tutti i nostri dispositivi Android ma anche disponibile per iOS, un turista può trovarsi all'interno del sito archeologico, inquadrare ad esempio il pannello informativo, il pannello viene riconosciuto in maniera istantanea dal dispositivo e pochi istanti la statua dello Zeus viene riproposta, già si vede sullo sfondo, nella sua posizione originale. Quindi in questo modo riusciamo a arricchire una visita archeologica con oggetti che magari sono esposti in musei oppure depositati in archivio. Ovviamente al Salinas si potrebbe fare il contrario, cioè far vedere, e questo l'abbiamo anche fatto, l'immagine panoramica di Solunto col mare e tutto quanto. L'utilizzo forse ottimale delle due tecnologie è al museo far vedere il paesaggio, sul sito far vedere la scultura. Guardate la stabilità dell'immagine, cioè questo è permesso anche grazie al fatto che i cellulari si sono molto potenziati, perché dal punto di vista tecnico è come se ci fosse un calcolo di una prospettiva di un modello 3D continuo, 30 volte al secondo bisogna ricalcolare la prospettiva affinché nelle prime applicazioni che ha fatto il professore Cannella accadeva che il modello virtuale ballasse un pochino ogni tanto e invece ora non accade più. Questa è l'ultima applicazione realizzata di recente dedicata alla perduta tribuna del Gagini. All'interno della cattedrale di Palermo, 1500 fino al 1780, sì, in prossimità dell'abside centrale vi era una tribuna mannoria realizzata dal Gagini. Una tribuna costituita da nicchie con statue all'interno. Durante i lavori di rifacimento della cattedrale, questa tribuna è stata smontata e parti sono state riutilizzate all'interno della cattedrale, mentre altre parti sono state depositate presso il Museo Diocesano di Palermo. Grazie ad alcune incisioni del Settecento siamo riusciti a riconfigurare nella posizione originaria la tribuna in maniera digitale. Quindi attraverso un'operazione di rilievo con strumenti digitali, anche in questo caso abbiamo realizzato questa applicazione che ci permette di entrare all'interno della cattedrale di Palermo e vedere qualcosa che ormai è perduto. Le statue sono oggi collocate davanti ai pilastri della cattedrale su dei lenzuoloni. Qui si vedono. Quindi le abbiamo misurato le statue in 3D, abbiamo fatto i modelli 3D e poi il professore Cannella le ha ricollocati nell'abside centrale.
Quindi un turista che entra alla cattedrale di Palermo può arricchire la sua esperienza di visita vedendo anche quelle cose della cattedrale che oggi non esistono più. Questa è la configurazione attuale dell'abside centrale della cattedrale di Palermo. Questa è la sua configurazione cinquecentesca. Questo è il rilievo che è stato fatto nella cattedrale sia dall'esterno che dall'interno, che ci ha permesso poi di andare a dimensionare in maniera corretta il modello digitale. Non è il rilievo col quale ho studiato io da studente, è un'altra tecnologia. Quello più avanzato. Sì. Quindi come vedete il modello digitale si posiziona perfettamente nella sua collocazione originale. Quindi a differenza delle immagini sferiche che abbiamo visto in precedenza, qui invece l'utente può muoversi liberamente all'interno dello spazio. Quindi in questo caso io potenzialmente potrei avvicinarmi alla tribuna e avere una visione più dettagliata, ad esempio, delle sculture o degli elementi decorativi che caratterizzano quest'opera a memoria. Grazie perché avete fatto un bel lavoro e grandioso. Noi abbiamo visto il manufatto finale. E vedere la mia cattedrale mi ha emozionato. Io mi scuso con tutti voi, anche per due motivi. Uno perché abbiamo rubato troppo tempo, probabilmente anche ai relatori che verranno dopo, e il secondo è che dobbiamo veramente rientrare a Palermo. Quindi mi scuso due volte con i relatori che ci seguiranno. Insisto perché fa la storiella. Ah, il mio maestro non ce l'aveva scritto, il mio professore di geodesia. Quindi Valentina Fiorilli, Vice President della sezione di Porto Empedocle, che tratterà tutela dei diritti fondamentali e transazioni commerciali nel metaverso. Avete solo un po' perso grazie alla moderatrice, grazie a tutte voi presenti e anche alle autorità presenti per appunto avermi dato modo di intervenire e di dare il mio contributo oggi nella realizzazione di questo evento. Insieme alla collega ci occuperemo dell'ambito legale nel metaverso. Io mi occuperò appunto, come è stato già accennato, della tutela dei diritti fondamentali, delle transazioni commerciali all'interno del metaverso, mentre invece la collega si occuperà della parte penale all'interno del metaverso. In questo intervento cercherà di rispondere a due interrogativi. Il primo è: in questa realtà è possibile applicare il diritto già esistente? E se è così, se è possibile applicarlo, in base a quale principio di territorialità? Ecco, dare una risposta a questi interrogativi non è affatto semplice. Quando si parla di diritto vigente, si parla principalmente di diritti fondamentali, si parla principalmente dei primi 12 articoli della Costituzione. Questi articoli sono talmente fondamentali che sono alla base del nostro Stato e tutti gli altri articoli che seguono nella Costituzione fanno appunto riferimento e si ispirano ai primi 12. In particolare l'articolo 2 parla della inviolabilità dei diritti, fa riferimento principalmente all'identità di una persona. La persona è portatrice di propri interessi, di proprie ideologie, di una propria cultura, e questa identità
va tutelata da qualsivoglia situazione politica ed economica. Ecco che la domanda che noi ci poniamo è: l'avatar in questo caso ha la stessa tutela dell'individuo? Quando l'articolo 15 della Costituzione parla appunto della tutela della segretezza della corrispondenza e di qualsiasi altra forma di comunicazione, non fa altro che rifarsi all'articolo 2. Che significa? Significa che un individuo, quando scrive un messaggio, quando effettua una comunicazione, non fa altro che comunicare una propria sfera personale, che esprimere la propria identità, esprimere un proprio giudizio. Quindi è giusto che l'individuo abbia il diritto di scegliere a chi comunicare questa parte di sé. Quindi in base a queste considerazioni vediamo bene che è interessante capire in che modo il metaverso tratterà questo argomento. Nel momento in cui questo corpo si dematerializza e si forma quest'avatar, cosa succede? Succede che questo avatar non è soltanto un pupazzo, un'icona grafica, ma rappresenta un'identità. Un'identità che abbiamo detto che nel nostro ordinamento ha una forte tutela, ha diritto a una tutela imperniante, principale, che è al di sopra da qualsiasi altra norma che esiste, qualsiasi altra norma vigente. Quindi il punto è, in questo caso l'avatar ha gli stessi diritti dell'individuo che rappresenta? Ecco, dare una risposta non è scontata, non è semplice, perché considerate il fatto in cui un avatar di un individuo italiano viene in contrasto con l'avatar che risiede in un altro Stato e che ha altri diritti. In questo caso quale diritto sarà applicato? Quello del cittadino italiano o quello che risiede in un'altra nazione? E se quest'altro cittadino non è addirittura europeo, quindi si tratta di uno Stato dove non ci sono neanche accordi internazionali, quale diritto sarà applicato? In che modo riceverà la tutela? Quindi cosa è importante? È importante che vengano fissati dei paletti, perché il rischio qual è? Il rischio è che appunto si rimane senza tutela, il rischio è che molti diritti fondamentali vengono lesi, non vengono rispettati e vengono anche commercializzati. Si perde quindi quello che è la priorità, il rispetto dell'individuo, il rispetto alla sua vita, il rispetto ad essere un'entità distinta dagli altri. Quindi cosa è importante? È importante che vengano stabiliti dei paletti. Il consenso dei dati in che modo avverrà? Avverrà in maniera automatica, avverrà con un click, avverrà con un contratto, avverrà non lo so, attraverso una ricerca, un'attenta lettura, cioè in che modo avverrà? Chi gestirà questo consenso informato? In che modo verrà gestito? Di fatto ad oggi non c'è una legge unitaria che regola in maniera certa questo metaverso e quindi questo aspetto del diritto. Non esiste. Però qual è la cosa in cui diciamo si auspica? Si auspica che a livello normativo ci si crei un'armonia, cioè si intervenga e si cerca sempre più di anche adattare alcuni diritti da noi conosciuti e riadattarli nel metaverso per meglio specificarli. Questa è quello a cui si auspica. Questa stessa lacuna, possiamo dire anche anticipandola, esiste anche per quanto riguarda le transazioni commerciali. Poco fa le relatrici che mi hanno preceduta cosa hanno detto? Hanno detto che l'avatar, quando si trova nel metaverso, può effettuare degli scambi. Vuol dire che può acquistare dei beni, vuol dire che può partecipare a dei concerti, vuol dire che può partecipare a delle riunioni virtuali. E quindi il punto è, nel caso di controversie, quale diritto va applicato? Pensate all'ipotesi in cui un individuo, un avatar, acquista un bene e poi non è soddisfatto di quel bene, quindi a questo punto può effettuare il diritto di recesso per come lo intendiamo noi. E se per esempio quest'avatar acquista un bene perché quel bene ti ricorda l'icona di un marchio famoso,
Il guadagno andrà soltanto al venditore o anche all'icona che comunque è stato il motivo per il quale quell'avatar ha acquistato quel bene, quindi andrà anche alla famosa casa di moda. Quindi è importante capire in che modo si regolerà, si fisseranno dei paletti e ci saranno delle norme volte a disciplinare questo aspetto. Anche in questo caso dare una risposta non è semplice. Non è semplice perché noi siamo abituati a pensare le nostre tutele, quando parliamo di commerciale e parliamo di rapporti commerciali, noi poniamo alla base l'individuo, il consumatore, il contraente debole, e quindi le decisioni vengono prese in base a questo. Il punto è, questa nostra visione potrebbe anche proiettarsi nel metaverso, potrebbe trovare corrispondenza, anche perché di nuovo anche in questo caso si ricrea di nuovo lo stesso problema. E se il contrasto riguarda il cittadino italiano con un'impresa che si trova in uno stato internazionale, quale cittadino, quale legge avrà la priorità? Chi verrà tutelato per prima? Chi sarà considerato il soggetto debole in questo caso? Quindi capite bene che non è facile. Un'idea potrebbe essere sempre anche in questo caso di riprendere le nozioni che noi conosciamo e riadattarle. Poi c'è naturalmente chi in questa situazione ha anticipato i tempi, come è stato anche già accennato dalla precedente relatrice, comunque a prescindere dal fatto che ci sia o meno una regola, ha deciso di investire nel metaverso. Ha preso questa decisione. Ad esempio c'è una modella che addirittura ha già trasformato in NFT le proprie immagini, le proprie GIF, e in modo tale da anticipare i tempi, per dire l'eventuale vendita di qualsiasi immagine che mi ritrae, di qualsiasi foto, il guadagno di questa vendita andrà a me. Quindi ha anticipato i tempi. Addirittura ci sono state delle aziende, quella tra per esempio Prada ed Adidas, che hanno creato qualcosa di nuovo, qualcosa che non si era mai visto. Hanno creato un database dove è possibile che le persone si registrano in maniera gratuita e possano, attraverso l'utilizzo di un filtro specifico messo a disposizione da loro, possono scattare delle foto e metterli nel metaverso, nel loro database. Poi verranno estratti delle foto e messe all'asta. Il guadagno andrà principalmente a questa società, ma anche riconosciuto un piccolo guadagno anche al singolo che ha immesso questa foto. Ovviamente l'originale di questa foto appartiene sempre al singolo che ha effettuato la foto, e quindi potrebbe rivendere l'originale in un mercato secondario. Però capite bene che è un azzardo, non c'è una legge. Vi faccio un esempio pratico prima di chiudere per capire l'importanza di questo aspetto. Per esempio, quando si parla di diritto d'autore, il nostro ordinamento prevede il diritto d'autore come un diritto secondo un'accezione romantica del termine. Che vuol dire? Vuol dire che la nostra legge tutela non soltanto il bene che è stato inventato, ma anche l'autore, perché quel bene rappresenta l'autore, rappresenta la sfera intima dell'autore, ha messo parte di sé per inventare quel bene. Mentre invece il diritto d'autore, per come è visto nella visione americana, è completamente diverso, nel senso che si riconoscono dei diritti non tanto all'autore, quanto piuttosto al bene in sé. Cosa significa? Significa che le conseguenze nel corso del giudizio potrebbero essere diverse, perché mentre da noi il giudice può comprimere questo diritto d'autore, secondo raramente, perché comunque deve rispettare dei forti paletti, quindi non è facile comprimere questo diritto a favore della collettività. In America è diverso, è più semplice, è tutto più semplice, in maniera discrezionale il giudice, a seconda delle circostanze, più facilmente può gestire questa situazione e quindi può dar prevalenza al diritto della collettività piuttosto che al diritto d'autore. Se voi considerate che molti NFT
sono prodotti nei paesi di common law, dove comunque il diritto vigente è quello che vi dicevo poc'anzi, cioè quello dove c'è una discrezionalità del giudice, capite bene che in questo caso le imprese che interesse hanno interesse che venga applicato il diritto più vantaggio loro, cioè quello del common law. Quindi in un eventuale contrasto noi ci troveremmo diciamo svantaggiati. C'è da dire che almeno in questo contesto ci sono stati negli anni degli accordi internazionali che hanno cercato di creare dei principi almeno principali che univano queste due visioni, e quindi comunque, se non specifico nel metaverso, però in generale nei rapporti internazionali c'è una sorta di reciproco riconoscimento e comunque ci sono degli ideali comuni che sono stati fissati. Però ripeto, nel momento in cui si trasformano questi principi nel metaverso manca una certezza. Quindi quale sarebbe la cosa auspicabile? Sarebbe un intervento, dato che comunque si va verso questa, a me non sembra che sia questa una nuova realtà, la cosa a cui si auspica è che anche il diritto intervenga, il diritto non soltanto quello italiano, ma europeo, internazionale, e si creano degli accordi per regolamentare i diritti fondamentali, per regolamentare quelle che sono le transazioni, perché ricordiamo che per quello che appunto specificato all'inizio del mio intervento, l'avatar è un'identità, non è un'icona grafica, è un'identità portatore di interesse, e questi interessi è giusto che vengano rispettati. Un caloroso saluto a tutti i presenti. Le riflessioni che ci accingiamo ad effettuare con questo mio intervento riguardano il fatto se un comportamento che nella realtà è penalmente perseguibile e quindi punibile lo potrà essere anche quando questi stessi comportamenti vengono posti in essere in una realtà completamente virtuale, immateriale e digitale. Quindi ci dobbiamo chiedere ci dobbiamo porre diverse domande e fare diversi interrogativi. Prima fra tutti, se l'autore delle metamorfosi, quindi l'autore dell'avatar, può subire delle conseguenze penali secondo il nostro ordinamento giuridico attuale. Altre domande importanti sono quali sono i reati ascrivibili in astratto secondo l'ordinamento giuridico attuale e se i comportamenti posti in essere da un alter ego può essere penalmente perseguibile. Ecco, in primis dobbiamo dire che non esiste un codice penale del metaverso, ovvero non esistono leggi penali prettamente per il mondo digitale, ma ci dobbiamo rifare a quelli che sono le norme reali, quelle che esistono per la realtà. La domanda principale da risolvere è come può l'avatar commettere un illecito, e quindi l'autore dell'avatar può commettere un illecito e questo illecito è perseguibile, stante che la responsabilità penale nel nostro ordinamento è personale. Ciò vuol dire che non è possibile la sostituzione della persona, cioè non si può sostituire una persona ad un illecito penale, nel nostro ordinamento questo non è possibile. E quindi quello che noi dobbiamo capire è se l'autore dell'avatar o chi manovra l'avatar vero e proprio può rispondere di illecito penale. Ecco, preliminarmente dobbiamo dire che ci sono alcuni reati per cui non sono perseguibili penalmente nel metaverso, proprio perché per quanto profonda e immersiva sia questa realtà, i soggetti non si possono toccare, materialmente non c'è il contatto fisico tra un soggetto e l'altro
e quindi sono da escludere sicuramente i reati di lesioni personali e di percosse. Allora, già nel novembre del 2021 assistiamo al primo caso di violenza sessuale nel metaverso. Una ricercatrice di una società di ricerca del mondo digitale, la Cabuni, la ricercatrice Nina Jane Patel, è stata aggredita da altri personaggi maschi, da alter ego maschi. Questa ricercatrice era stata mandata a testare proprio questo mondo digitale e in particolare era stata mandata nella piattaforma di Horizon World, che per capirci è quella di Facebook. Lei riferisce che è stato un incubo, l'attacco è durato 1 minuto, dopo essere entrata in questa piattaforma l'hanno colta di sorpresa, terrorizzandola, paralizzandola, addirittura dice non sono riuscita nemmeno a mettere in atto la barriera di sicurezza. Ora, da questo fatto che stiamo raccontando, cosa viene fuori? Cioè, ad essere aggredita è l'avatar della Patel o la Patel stessa? Allora, questa signora, questa ricercatrice ha esposto denuncia e da questa denuncia sono sorte due aspetti. Da un lato un aspetto giuridico, perché per il diritto statunitense questo fatto è perseguibile penalmente e integra gli estremi della violenza sessuale, mentre per quanto riguarda l'aspetto pratico, Meta, scusandosi, ha attivato una distanza di sicurezza che è la safe zone. Praticamente questa distanza di sicurezza viene attivata dall'utente stesso proprio per proteggersi dagli altri avatar in modo che questi non si avvicinano. Ecco, quello che rileva da questo fatto è se la violenza sessuale è configurabile anche senza il contatto fisico, ovvero quando la vittima e l'autore non si siano mai incontrati fisicamente. A darci una risposta a questo interrogativo è stata la giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 25.266 dello scorso settembre 2020, ha affermato che il reato di violenza sessuale è riconosciuto oltre il fatto carnale. Quindi questo cosa vuol dire? Che non necessita il contatto fisico tra l'autore e la vittima, ma bastano quegli atteggiamenti che innescano nel soggetto quella sensazione che potrebbe avere se effettivamente avrebbe subito una violenza fisica e quindi un contatto fisico vero e proprio. La Corte di Cassazione, nell'affermare questo, ha esaminato un caso di un uomo che minacciava una donna di pubblicare delle foto hard, soprattutto di diffonderle tra i parenti di questa al fine di ottenere che questa signora si spogliasse davanti a lui. La Corte di Cassazione proprio rileva la minaccia come elemento tipico per integrare il reato di violenza sessuale. Quindi ciò che rileva e quindi ciò che integra la tentata violenza sessuale è la minaccia. Altri casi di molestie si sono verificati in questa realtà virtuale. Al New York Times infatti sono state raccontate altri fatti. Una ragazza ha raccontato che mentre partecipava allo sparatutto multiplayer population è stata approcciata da altri avatar e addirittura uno ha minato la masturbazione davanti a lei. Un'altra ragazza ha raccontato di essere palpeggiata al seno e di aver subito proprio una sensazione orribile. Si parla addirittura di un impatto psicologico molto superiore di quello che avvengono nei social. Quindi
ciò che a questo punto ciò che rileva è che nel metaverso sicuramente, stante tutti questi fatti che sono successi anche in pochissimo tempo, necessita una disciplina per i reati sessuali online. Anche se un appiglio importante ci è stato fornito dall'articolo 660 del codice penale, è il reato di molestia. La giurisprudenza ha dato una interpretazione estensiva di questo reato, ricomprendendo nell'ambito di questo reato tutte quelle condotte che impongono alla persona in maniera ripetuta osservazioni e comportamenti aventi una connotazione sessuale. Quindi non è necessario, secondo la giurisprudenza, il contatto fisico, ma basta anche questi comportamenti che abbiamo detto che connotano proprio questo comportamento. Allora, a questo punto, una volta avendo individuato come si può integrare un estremo del reato nell'ambito del metaverso, è importante individuare il luogo di commissione del fatto di reato. La scelta del luogo del commesso delitto è importante perché determina la competenza. Se noi non sappiamo il luogo in cui è stato commesso il reato, non possiamo sapere chi è lo Stato competente a decidere in merito a quel reato. Infatti, secondo la normativa italiana, i delitti nell'ordinamento italiano sono quelli che sono stati commessi nel territorio italiano o che l'evento si è verificato nel territorio italiano. Ecco, la giurisprudenza più recente ha ritenuto che il reato debba essersi commesso nel luogo in cui l'agente pone in essere la condotta del reato, vuol dire nel luogo in cui si è attivato il collegamento. Qualora non si riesce a trovare il luogo in cui si è attivato il collegamento, allora si debba fare riferimento ai criteri suppletivi previsti dall'articolo 9, comma secondo del codice di procedura penale, ovvero il luogo di dimora, di domicilio o di residenza. Allora, quindi come si deve affrontare il futuro dal punto di vista penale? Il metaverso è certamente virtuale e un avatar può essere cancellato, ma i traumi, quelli che ha subito ad esempio la ricercatrice, quelli rimangono e si riversano nella realtà e soprattutto nella persona in quanto tale, nella dimensione reale della persona fisica, perché immateriale non significa inesistente. A seguito di tutte queste vicende di molestie avvenute nel metaverso, abbiamo visto che Meta ha adottato questa distanza di sicurezza, ma questa distanza di sicurezza è idonea a prevenire reati nel metaverso o necessita una vera e propria tutela? Ecco, è indubbio che necessita una tutela superiore che sicuramente la giurisprudenza saprà supplire qualora il nostro legislatore non vada ad intervenire sulla materia, perché l'ordinamento italiano è completo, quindi deve essere per forza la giurisprudenza deve intervenire in tal senso. Grazie per l'attenzione. Nattardo, Federica Scaturro e Patrizia Volpe, rispettivamente Tiziana Nattardo, primario di medicina interna dell'ospedale di Luino, past president della sezione di Canicattì, ci parlerà di metaverso, nuova frontiera della sanità, approcci e sperimentazioni. Poi abbiamo la dottoressa Federica Scaturro con PSIC e generazioni digitali nel metaverso e la dottoressa Patrizia Volpe con Ex Machina, la sfida del metaverso. Prego. Salve a tutti, mi dispiace dell'orario e sarete stanchissimi e spero di non addormentarvi ulteriormente. Vi dicevo, spero di non annoiarvi e di non farvi addormentare, perché tra l'ipoglicemia e la stanchezza sarà impossibile. E allora ci chiediamo a questo punto quale possa essere il ruolo del metaverso in medicina. Il metaverso abbiamo visto in questa mattinata come abbia dei risvolti rivoluzionari e che questi risvolti li dà anche in sanità e sicuramente la sanità è pronta ad accettare la sfida.
Prova ne è che nel corso del 2021 negli Stati Uniti sono stati stanziati ben 20 miliardi di dollari per una società che è la Microsoft, per acquistare dei visori che possono essere indossati da parte dei reduci di guerra di Afghanistan e di Iraq, in modo tale che possano questi rivivere alcuni momenti bellici, e lo fanno naturalmente supportati da team di esperti, affinché possa così prevenire e anche curare una patologia molto frequente nei reduci di guerra, che è il disturbo post-traumatico da stress, che ha una frequenza di 1 su 5 soldati. Il metaverso quindi in medicina, in sanità, ha applicazioni che sono sia di tipo diagnostico che di tipo terapeutico. Diagnostico lo vedremo nell'ambito della telemedicina e terapeutico in ambiti vari, da quello della riabilitazione fisica a quello della riabilitazione psichica nell'ambito delle malattie psichiche, psichiatriche e mentali, ma anche nell'ambito per esempio della robotica chirurgica, laddove un robot può sostituire un team composto da più medici. Perché la telemedicina? Perché ne parliamo? Ne parliamo oggi come sanità del futuro e dovrebbe essere già quella del passato. In realtà solo da poco in Italia è stato legiferato ciò che è la telemedicina e ciò che può rappresentare. Si parla di telemedicina quando attraverso strumenti di ICT un professionista sanitario si collega con un altro professionista sanitario nell'ambito di quello che può essere il teleconsulto o il telereferto per supporto diagnostico, o ancora quando un professionista sanitario si collega con un paziente. La condizione sine qua non è che entrambi non devono essere nello stesso luogo fisico, cioè che sono a distanza, e che il loro collegamento avviene attraverso l'ICT. È evidente che quindi dal punto di vista appunto di legislazione parliamo di telemedicina quando c'è la trasmissione in sicurezza e con il rispetto della privacy dei dati che sono altamente sensibili, di informazioni e di dati di carattere medico che siano sotto forma varia, di testi, di suoni, di immagini, pensiamo alle immagini radiologiche, e che possono avere significato sia in diagnosi che in terapia. L'impulso alla telemedicina in Italia avviene all'indomani del PNRR. Sappiamo quanto l'Europa ci sta promettendo di stanziare in termini di investimenti nell'ambito di quello che è il piano nazionale di recupero e di resilienza, e come la Mission 6, che riguarda appunto la salute, si fonda su 2 pilastri fondamentali. Uno, garantire una sanità di prossimità, cioè dobbiamo andare a casa dalle persone, dei fragili, degli anziani, degli ultra anziani, garantendo la sanità a casa del paziente, ed impedendo che il paziente, specie se è demente, se è fragile, se è ultra anziano, non vada ad occupare le barelle in pronto soccorso. E questo lo possiamo fare grazie all'aiuto anche dell'innovazione, della tecnologia, attraverso la telemedicina. Ma noi durante la pandemia da Covid-19 questa cosa l'abbiamo sperimentata sulla pelle. Sentivamo i nostri pazienti cronici, diabetici, obesi, i pazienti con le broncopatie croniche, con lo scompenso cardiaco, che si sentivano soli a casa, abbandonati al loro destino, impossibilitati a raggiungerci negli ambulatori dove normalmente vengono seguiti, proprio perché fascia a rischio, e quindi rischiavano, venendo negli ospedali e negli ambulatori, di contrarre una forma che per loro sarebbe stata sicuramente grave di infezione da SARS-CoV-2. E allora proprio in quel momento in Italia, un po' a macchia di leopardo come spesso succede in Italia, proprio la telemedicina è stata realizzata in alcune zone, permettendo appunto che il paziente non si sentisse da solo. Allora, all'indomani di quello che è successo dopo appunto la pandemia, ci si chiede che realmente quello che si è fatto di fortuna, quello che si è fatto in estemporanea, diventi invece un intervento strutturato, organico, omogeneo, e che non penalizzi alcune zone rispetto ad altre, che non accentui purtroppo quella differenza della sanità tra nord e sud. E da diabetologa mi preme ricordare come il paziente con diabete mellito, sia di tipo insulino dipendente che non insulino dipendente, abbia necessità di sentire il suo medico, la persona di riferimento, per condividere intanto il dato glicemico,
farmacologico, ma quelli che sono i suoi bisogni. E proprio all'inizio della pandemia purtroppo questi pazienti non potevano venire ai nostri ambulatori, quindi c'è stata una perdita enorme di visite ambulatoriali che sono state poi fortunatamente recuperate sotto forma di videochiamate, di mail criptati, di mail istituzionalizzate, con cui il paziente, che tra l'altro diabetico è di per sé abituato a manipolare il dato glicemico e a condividerlo, poteva quantomeno appunto condividere, anche se a distanza, i suoi valori glicemici ed essere così supportato a distanza sulle scelte terapeutiche. Quello che noi chiamiamo mobile health, cioè sanità mobile, quindi è una sanità che ha dei presidi, quali possono essere l'iPhone, quali possono essere dei device che il paziente indossa, o anche dei device wireless. E quindi nel caso del paziente diabetico, per esempio, il sensore che mette sulla cute e che gli rileva la glicemia, e che grazie a un sistema che viene detto ad ansia chiusa viene registrato il dato glicemico in continuo, e in continuo potrà avere una determinazione di quanta insulina deve essere erogata. Pensiamo quanto sia importante per i pazienti che praticano terapia insulinica di pazienti tipo 1, giovani, bambini, dove non c'è la necessità più del supervisore, ma in automatico con questo sistema appunto di CGM, cioè di controllo in continuo della glicemia, vi sia la possibilità di erogare in diretta attraverso il microinfusore l'insulina. Ma pensiamo banalmente all'orologio, al polso, che è capace di rilevare la frequenza cardiaca e di rilevare la fibrillazione atriale, dando appunto un alert di quanto compare la fibrillazione atriale. O pensiamo ancora all'orologio, al polso, che diventa anche un ecografo portatile per il medico che va a domicilio o dovunque a visitare il paziente. E esperienze in questo senso ne abbiamo tante in Italia. Pensiamo a queste esperienze all'ospedale di Legnano in Lombardia, dove il paziente cronico non si sposta più da casa ma viene raggiunto appunto attraverso la telemedicina, dove appunto attraverso la telemedicina si possono rilevare tutti i parametri, la pressione, la frequenza cardiaca, il peso corporeo, e quindi attraverso questi valori il medico a distanza, l'operatore sanitario a distanza può dare dei consigli. Pensiamo al paziente con lo scompenso cardiaco che deve modulare la sua terapia diuretica in rapporto alla pressione, al peso corporeo, alla diuresi, basterà comunicare questi dati per dargli gli input necessari. Ma pensiamo anche alla modella che sfila con il suo sensore per la glicemia e lo fa in assoluta tranquillità. Lei può sfilare consapevole che non andrà nei nipoli per glicemia perché ha degli outlet che la avviseranno in questo senso, e quindi lo fa e diventa anche un momento di moda e di condivisione. Nell'ambito quindi delle terapie digitali, che sono quindi una sottocategoria di quella che sono le digital art, intese sia come software che come hardware, quindi consideriamo anche una serie di app, ma anche di videogiochi e comunque di interventi online che vengono continuamente prodotti e messi in commercio. E cosa mi riferisco? Ci sono delle app che possono servire per il conteggio dei carboidrati, oppure delle app che ti seguono nei processi e nei programmi di dieta per la perdita del peso, o dei programmi che ti aiutano per mantenere l'attività fisica e quindi le modifiche dello stile di vita. Pensiamo quanto questo sia importante e quanto la possibilità di farlo contemporaneamente, più persone in più parti del mondo, creando dei gruppi immaginari che comunque corrono insieme virtualmente, che insieme fanno la loro dieta e che raggiungono dei risultati, quanto questo possa essere importante. Ed infatti proprio le evidenze scientifiche con gradi raccomutazioni molto alte di grado A e B ci dicono che questi gruppi di coaching online, come vengono definiti, cioè di insegnamento e di appunto di tutela a distanza di gruppi di persone a rischio di diventare diabetici, realizzando queste modifiche dello stile di vita e stimolati a farlo perché in gruppo e perché possono condividere, poi non diventano diabetici, cioè c'è la possibilità quindi anche di quella che noi chiamiamo una medicina preventiva. Andando avanti però, perché vi dicevo che la telemedicina in realtà è già la sanità del passato, anche se noi siamo molto indietro in questo senso, negli Stati Uniti è già stata pensata una prima clinica virtuale, e cioè laddove il paziente entra
con il suo avatar all'interno di questa realtà e vive in maniera immersiva delle esperienze. Quanto può essere utile tutto questo? Può essere utile per esempio nelle patologie dell'ansia, nelle fobie, nei disturbi appunto di tipo mentale, proprio perché la possibilità di far vivere quella realtà o di rivivere certe situazioni ansiogene non in maniera diretta, reale, ma in una dimensione differente può essere estremamente importante. Ed è così che quindi la telemedicina, la realtà virtuale, la gamification possono diventare delle chiavi importantissime per il trattamento sia di situazioni di infortuni fisici, ma anche di gestione del dolore, come anche dello stress e delle terapie del linguaggio. Ma pensiamo ai disturbi dell'immagine corporea, al problema della bulimia e dell'anoressia e da come si è visto c'è stato un incremento del 30% dei casi di anoressia nervosa nel corso della prima parte della pandemia. Ebbene, anche in questo caso la realtà virtuale e il metaverso possono essere molto importanti come supporto alle terapie tradizionali e come anche il metaverso possa aiutare per le disabilità post-infortunio, nelle disabilità post-ictus o nel morbo di Parkinson o ancora per esempio nel sostegno ai bambini con autismo. Interessante questa esperienza fatta a Gaslini di Genova, dove c'è un umanoide che ha la dimensione di un bambino, che ha una pelle artificiale, capace di provare il tatto e che può essere messo in contatto con i bambini e raggiungere, in quei casi soprattutto di autismi gravi, con forte dissociazione della realtà, ad aiutarli invece all'inserimento sociale. Ma perché no? Pensiamo alla possibilità, quando ci sono le stragi, catastrofi, incidenti stradali, prima che arrivino i soccorsi, la possibilità di indossare da parte di un volontario, da parte di chiunque, secondo le RAR, uno smart helmet, cioè un elmetto che guida il signore, chiunque di noi, chiunque non ha competenze sanitarie specifiche, a rilevare i parametri vitali, a liberare le vie aeree in attesa che possano sopraggiungere i soccorsi. Ma la medicina in questo senso sta facendo veramente passi da gigante e parliamo di avatar di secondo livello. Molto interessanti le esperienze che sono state fatte soprattutto negli Stati Uniti, all'Università del Kansas, dove già ci sono gli avatar che entrano in questa realtà surrogato, virtuale o aumentata, come la vogliamo chiamare, è il nostro gemello e fa le esperienze che noi non vogliamo fare. L'hanno utilizzato tantissimo per il trattamento dell'obesità severa, sappiamo quanto l'obesità sia pandemica negli Stati Uniti, ma lo diventerà anche nella nostra società occidentale. Allora la possibilità che l'avatar, il gemello, entri in questo mondo parallelo, faccia un programma di dieta, di attività fisica e raggiunga degli obiettivi. Nel frattempo la persona reale che vede l'avatar muoversi e realizzare degli obiettivi sarà motivato psicologicamente ad eseguirli a sua volta. Ma oppure pensiamo alla possibilità di quello che viene detto digital twin, un gemello, un avatar che viene curato al posto nostro e su cui si possono fare le sperimentazioni cliniche, si possono fare gli interventi chirurgici prima di farli sul soggetto vero ed evitando magari di sbagliare o di fare una terapia che non è quella congeniale per il paziente. Sempre di più in medicina noi cerchiamo di pensare ad una medicina di precisione, cioè una medicina che sia costruita sul paziente, ma per poter fare questo abbiamo bisogno di sapere quali sono le caratteristiche genetiche e molecolari del signore, del paziente in oggetto, e questo lo possiamo fare grazie anche appunto a un gemello virtuale. Ma andandomi verso la conclusione, pensiamo alla possibilità dei bambini che hanno disturbi di ansia somatizzata, ansia di separazione, come il gioco sia importante e in questo caso come sia importante lo strumento del videogame. Mentre loro giocano, curano in maniera importante queste patologie. Ma perché no? Pensare anche all'importanza che può avere il metaverso nella formazione del personale sanitario. Quando ci siamo trovati di fronte a una pandemia di un virus che non conoscevamo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, grazie appunto alla realtà virtuale, è riuscita a far crescere, a formare operatori sanitari, vaccinatori, persone che dovevano essere messe sul campo, che non sapevano niente di quello, e questo lo ha fatto grazie allo strumento appunto del metaverso. E pensiamo a questi ragazzi
giovani medici specializzanti che devono imparare a fare per esempio i chirurghi, e quale miglior modo, senza fare danno al paziente, di poterlo fare su un avatar, di poter sperimentare più volte l'intervento chirurgico senza fare danno, potendolo ripetere tante volte fin quando non si diventa abili, e così evitando, potendolo fare anche in assenza del docente, perché è ripetibile e non pericoloso. Ed è stato quello che è stato sperimentato sempre negli Stati Uniti, laddove appunto la lezione di anatomia, che ai miei tempi, ma penso anche ai tempi di Cettina, si faceva sui cadaveri con le dissezioni dei cadaveriche, sicuro. come invece i nostri ragazzi non li traumatizziamo più, ma gli danno la possibilità di indossare il sensore, il caschetto, entrano nel corpo umano con rappresentazione 3D, fanno tutta la loro esplorazione e quindi gli episodi di caduta Cettina, quanti ne come si collassavano nelle sale cadaveriche? Devo dire che i maschi si collassavano di più. Io non mi sono collassata, però a casa la mamma aveva preparato lo spezzatino e vi concluderei ricordando che noi nel nostro piccolo, la nostra esperienza di medicina robotica l'abbiamo fatta nel corso della pandemia da Covid-19 all'ospedale di Circolo di Varese, dove io lavoravo fino a un mese fa, prima di spostarmi a Luino. Lì avevamo il nostro robot, il nostro piccolo Tommy con i suoi grandi occhi neri, che andava dai pazienti Covid, li confortava, li ascoltava, sentiva le loro necessità ed evitava così, leggermente nella parte iniziale, quando ancora non eravamo vaccinati, che il personale, soprattutto infermieristico, fosse chiamato troppe volte al letto del paziente con il rischio naturalmente di potersi contagiare. E quindi alla fine di questa relazione la sfida, credo, di condividere con voi, anche per quello che ci siamo detti nel corso della mattinata, è proprio il rapporto tra tecnologia ed etica, è proprio quell'integrazione necessaria tra ciò che è fisico e ciò che è cognitivo, tra ciò che è etica e ciò che è robotica. È indubbio che non possiamo non accettare quello che la medicina in ambito digitale ci dà, è indubbio che abbiamo a che fare con dati sensibili e ultrasensibili sulla salute dei pazienti, e che la vera sfida sicuramente sarà trovare un equilibrio tra quelli che sono gli investimenti massicci, la tutela dei pazienti e il principio universalistico di erogare le cure per tutti contemporaneamente, senza distinzione, quindi per il diritto alle cure. Allora, buongiorno a tutti, sono la dottoressa Scaturro, sono una psicologa psicoterapeuta specializzata in approccio terapeutico strategico breve. Per ricollegarmi brevemente a quello che ha detto la dottoressa Attardo, ci sono dei risvolti interessanti in psicoterapia, nel senso che sono stati brevettati dei protocolli per il trattamento dei pazienti online. Con il Covid c'è stato un supporto estensivo degli psicoterapeuti con i pazienti Covid, quindi appunto per far sentire tra virgolette la vicinanza e la presenza dell'esperto in un momento così difficile soprattutto. Però ci sono dei forti limiti nel trattamento di certi disturbi, nel senso che ci sono ad esempio le dipendenze, disturbi del comportamento alimentare, disturbi di personalità che non possono essere trattati online. Questo diciamo, ce lo dice la letteratura, ce lo dice la clinica, ed è importante quindi mantenere il setting, quindi la terapia, quella clinica effettiva, e il rapporto tra paziente e terapeuta di presenza. Quindi ci sono delle regole, ci sono dei protocolli che sicuramente, non so se in questa sala c'è qualche mio collega, però sa benissimo che ci sono dei limiti da mantenere, che sia il setting, che sia la stanza, che sia l'impostazione delle sedie piuttosto che l'orologio e vari eventuali. Questa è una promessa da farvi. Allora, sicuramente dico, sono state studiate molto, soprattutto in realtà in America al momento, siamo un po' sempre distanti da un po' indietro. Cosa succede nella nostra mente se viviamo in due mondi distinti e separati? Sicuramente cambia il modo di comunicare, nel senso che ovviamente non c'è più la comunicazione e la sensazione e la comunicazione proprio
voce a voce, faccia a faccia, e questo potrebbe essere a livello, diciamo, appunto comunicativo, scusate il gioco di parole, un passo indietro per la nostra società. L'importantissima questione poi che pone soprattutto il metaverso è la questione del corpo, un po' riallacciandomi anche al tema delle avvocatesse prima sugli abusi. È importante sapere che in realtà la questione del corpo è incancellabile proprio nel senso dell'identità e della sua continuità e della sua funzione, mentre nel metaverso in realtà questo non avviene più, perché non c'è, seppur ci sia una differenza, diciamo, tra reale, seppur non ci sia, scusate, una differenza tra reale e digitale, questo comunque non avviene, nel senso che non abbiamo più le sensazioni effettive, quindi ciò che è nel digitale si confonde col reale. E quindi c'è il rischio appunto di subire magari un abuso sessuale piuttosto che, non lo so, un palpeggiamento, che poi in realtà sono sempre parte dell'abuso sessuale, e riperpetrarlo nella realtà effettiva, quindi poi subendo e vivendo a tutti gli effetti quello che porta a un trauma, quindi un disturbo post-traumatico da stress, e poi col rischio di doverlo curare terapeuticamente nella realtà. Quindi, andando avanti, quello che noi ci siamo chiesti, quello che si è chiesto la letteratura, in realtà è proprio se con l'introduzione del metaverso nelle nuove generazioni vi possa essere la creazione di nuove dipendenze. In realtà la letteratura su questo è divisa, nel senso che brevemente e molto concettualmente, il rapporto tra madre e bambino, che si sviluppa nei primi anni di vita, si chiama interrelazione soggettiva, e questo permette al bambino di usare la madre come contenitore emotivo, come se la mamma a un certo punto passasse, tra virgolette, trasferisse sul bambino la capacità di mentalizzare e di sintonizzarsi intersoggettivamente col mondo attraverso la mamma, come se la mamma fosse uno strumento, un intermezzo. Ora, se le nostre relazioni primarie sono state sufficientemente buone, come citava Winnicott, allora noi, diciamo da grandi, non abbiamo la capacità di relazionarci in maniera ottimale e di gestire tutto ciò che è derivante le emozioni e le pulsioni. Se questa intermediazione e interrelazione non è avvenuta in maniera sana, allora possiamo avere delle disregolazioni emotive che si riversano sul corpo. Questo per dirvi che cosa? Per dirvi che le ricerche, quindi la letteratura, sottolinea che chiunque entri in una dipendenza, che sia di un disturbo del comportamento alimentare, che sia sostanze stupefacenti o che sia soprattutto da dipendenze digitali, in realtà si ipotizza sia disregolato affettivamente, e quindi è come se fosse in un certo qual senso predisposto. Comunque si parla anche di dismorfofobia e dispercezione corporea. Con l'avvento del metaverso, in realtà già questo con l'avvento dei social, quindi Instagram, quindi TikTok, soprattutto le nuove generazioni, in realtà avendo a che fare contatto con tutti questi filtri che modificano l'espressione facciale piuttosto che il corpo, piuttosto che le app che ti levano le smagliature, che ti fanno, non lo so, Belen Rodriguez, possono acuire e portare a una dispercezione del proprio corpo e la dismormofobia, e nei casi più gravi anche a un attacco vero e proprio al corpo, con comportamenti autolesivi. Quindi bisogna metterci in guardia dal pericolo di allontanarci da una corporeità vera, e questo diciamo che può essere fatto soltanto attraverso la sensibilizzazione e poi la divulgazione in realtà del concetto proprio di digitalizzazione, e attraverso insomma il contatto con degli esperti. Allora, parlavamo poco fa di metaverso, quindi quello che fa il metaverso, cioè dà la possibilità di creazione di un nuovo avatar. Questo avatar in realtà non tutti, ma anche quando c'era The Sims ad esempio, che era un videogioco che non funzionava ancora come metaverso ma era comunque una nuova tecnologia, chiunque aveva a disposizione la creazione di un nuovo avatar possibilmente se lo faceva a suo piacimento, nel senso: io sono Mora, me lo vado a fare con gli occhi azzurri piuttosto che biondo, perché non sono nata bionda, allora provo questo nuovo look.
In realtà chiunque conosce dei Sims era molto diciamo arretrato a livello di grafica, cosa che non è ad esempio il metaverso. Ad esempio l'altro giorno, non so se avete letto, si è sposato Boateng nel metaverso, il biglietto era 50 euro, accessibile a tutti, quindi i biglietti tra l'altro sono andati a ruba in un minuto e hanno partecipato un sacco di persone. Si sono sposati sulla Luna e una dice vabbè. Nella realtà invece si sono sposati a Siena. Comunque nella creazione di questo avatar nel metaverso, in realtà le tendenze a diciamo disegnarsi, diciamo disegnarsi proprio, scegliere un proprio avatar che non sia ad immagine e somiglianza propria sono altissime, e questo fa sì che comunque si alteri, si filtri e si manipoli la propria identità digitale, sfociando appunto nella dismormofobia. Sul metaverso quindi i problemi apparsi su Instagram potrebbero appunto moltiplicarsi, dal momento che ogni engagement sarà basato sugli avatar. Gli engagement sono tutte quelle come lo spiego? La reazione. Ok, la reazione, quindi è come se poi Facebook, non lo so se avete cercato ad esempio mai un paio di scarpe, non lo so, un tacco non so di chi. Nei prossimi giorni praticamente Facebook, Instagram vi tartassa con questa pubblicità. L'engagement praticamente è questo, cioè il social si studia l'algoritmo e vi bombardano sempre delle stesse cose che a senso vostro potrebbero interessarvi, che poi in realtà sono quelle, perché se io cerco una scarpa vuol dire che mi interessa. Questo vi dicevo poc'anzi che in America, nella Swansea University, sono stati studiati più di 240 pubblicazioni su svariati temi, tra i quali la dipendenza digitale, appunto studiando alcuni psichiatri e psicoterapeuti insieme hanno studiato l'impatto sulla salute mentale che potrebbero promuovere psicopatologie legate alla depressione, ideazioni paranoide e psicosi. Questo perché le ricompense soprattutto fungerebbero anche da rinforzo positivo, nel senso che appare chiaro che la possibilità di ottenere denaro rappresenta un rinforzo reale a quello che è un rinforzo positivo, come ricevere like o un commento positivo sui social. Dico, pubblico una foto e mia mamma mi scrive ma che sei bellina, esempio. I hikikomori potrebbero perché c'è stato questo? Ok. Infatti nella mia pratica clinica ho trattato per un certo periodo con un progetto con dei liceali proprio gli hikikomori. Gli hikikomori ad esempio sono proprio persone in cui vi è un isolamento sociale, dei problemi d'ansia, dei disturbi d'ansia importanti, e gli effetti della sovraesposizione dei social non fanno altro che implementare in realtà questa sorta di scappare dal mondo reale. Non mi ricordo chi aveva iniziato il congresso, proprio forse l'onorevole, dicendo che il metaverso potrebbe proprio mettere a confronto, potrebbe proprio togliere il confronto nella realtà e quindi permettere alla persona di scappare dai reali problemi. È esattamente questo quello che fa l'hikikomori. Quindi, metaverso pro o contro, io vi lascio con questo dubbio, nel senso che la letteratura chiaramente a livello psicoterapeutico ci dice che gli effetti saranno devastanti, già più di quelli che vi sono adesso, e gli effetti proprio contro potrebbero essere le disuguaglianze sociali, il divario tecnologico, anche la stratificazione in classi sociali, visto che il metaverso al momento sia gratuito, ma per espandere il proprio dominio, comprarsi un pezzetto di terra piuttosto che una casa, piuttosto che un motore, devi spendere somme di denaro che non tutti possiedono. Chiaramente già nella realtà, figuriamoci in una realtà che non è reale, scusando il gioco di parole. Quindi concludo dicendo che sarebbe bello se la figura dello psicologo, dello psicoterapeuta ci guidasse in questo percorso di digitalizzazione, che chiaramente è nuovo per tutti, è nuovo anche per me, anche se comunque sono ancora negli anni 90, quindi non sono grande moltissimo, però chiaramente è un mondo nuovo per tutti in cui se manca la giusta guida potrebbe avere degli effetti devastanti. Grazie. Buongiorno a tutti, non funziona? Sì. Ok.
Grazie non solo di essere qui, ma di essere anche rimasti fino alla fine. Io non ce la facevo più, ma più che altro dalla fame. Veramente sarò veloce vista l'orario, insomma, e l'ora tarda, quindi siamo già nel pomeriggio. Ex Machina, volevo solo spiegare per quale ragione ho scelto questa. Rosalia non voleva, lo vedo. Ex Machina assolutamente, a parte il film, chi l'ha visto, dell'umanoide, però mi sono ricordata di quando andavo al liceo della Deus Ex Machina, questo ruolo che aveva nelle rappresentazioni classiche, quindi quando l'autore insomma, non sapeva come organizzarsi, come fare venire la situazione, forse era Euripide quello che faceva forse un abuso a proposito di abusi, e scendeva questo dio e risolveva la situazione, e così la rappresentazione andava avanti. Allora la tecnologia veramente durante la pandemia ci ha aiutato, perché eravamo insomma, a casa disperati, abbiamo mantenuto delle relazioni efficaci anche sociali e tutto, e anche del rapporto col lavoro, col mondo del lavoro. Io sono stata anche smart working, però non da remoto. Io sono stata presente a scuola, mi occupo di educazione alla salute, e quindi ho mantenuto questo rapporto con i ragazzi e anche con il gruppo dei tabagisti, perché mi occupo anche del centro di terapia del tabagismo. Su Zoom, nella piattaforma Zoom, ho continuato a seguire i miei pazienti, quindi non li ho abbandonati, non li abbiamo abbandonati, perché siamo in due, io e il dottore Magro, che è un cardiologo, presso il poliambulatorio di Agrigento. Bene, entriamo un po', spiegato solamente il titolo, ma sarò veloce, che significa vivere quindi nel metaverso. Allora abbiamo visto già dalle precedenti relazioni che è uno spazio veramente infinito, potenzialmente immersivo, di due mondi paralleli, dove all'interno c'è questo avatar, questo alter ego digitale che insomma si muove. C'è una ricerca molto interessante di cui ho chiesto l'Abstract, è stata fatta in America, è la prima intanto, è stata fatta in America da SenseMaker, io li ho contattati e loro mi hanno mandato un Abstract. Cosa dice questa ricerca? Una cosa molto semplice, dice che i maggiori frequentatori di questo mondo sono i bambini e gli adolescenti, ovviamente le aziende sicuramente, ma non hanno questa percentuale così significativa, e che già hanno festeggiato i loro compleanni nel metaverso, ok? Ma un'altra cosa, i regali più gettonati nel Natale 2021, quindi già parliamo di 6 mesi fa, sono stati visori 3D, quindi volevano questo. Perché questo è importante per me? Perché avevo fatto un articolo su una rivista, un libro che abbiamo fatto noi come Fidapa, un articolo dove dicevo che i bambini nel Natale 2020 avevano scelto come regalo da parte dei genitori dei follower, cioè dei seguaci sul loro profilo, per fare qualcosa, vediamo se la psicologa, per aumentare l'autostima. Ecco che già il rimborso positivo, ecco che già la moda è cambiata, nel giro di un anno, da un Natale all'altro abbiamo visto un altro tipo di atteggiamento. Allora, una giornata tipo, immaginiamo, io in giro praticamente, allora non ci saranno limiti, ma quanto è bello, immaginiamo di svegliarci in una normale mattina di giugno, come adesso, meeting con i nostri colleghi sotto forma di avatar, la presentazione del nostro progetto, è finita la festa, andiamo a un party, ma prima andiamo a fare shopping, compriamo per il nostro avatar un vestito che poi daremo anche a nostra figlia per sfoggiarlo su un'altra piattaforma che è Roblox, per giocare appunto. Bene, tutto questo è meraviglioso e sarà quanto prima futuro, quindi un salto nel futuro, è un salto nel futuro. Questo potrebbe essere veramente, io ho appuntato delle cose, quindi vado seguendo quindi è una giornata tipo, è molto interessante, è un salto nel futuro. Noi non possiamo neanche immaginare quello che sarà il futuro nel metaverso. Sarà possibile uscire con gli amici, e questa è una stima, nei prossimi 10 anni raggiungeremo 1 miliardo di persone, quindi forse saranno troppi 10 anni, anche meno. Allora, secondo Silverman, chi è Silverman? David Silverman è un sociologo che si occupa di ricerca e ha ripreso, niente di meno, quello che ha detto l'onorevole Giussi Savarino, cioè ha detto: ma a me sembra una fuga dalla realtà, insomma,
Sì, il metaverso potrebbe, insomma, come dire, sfoggiare delle fantasie digitali contribuendo all'aumento delle disuguaglianze sociali. Io dico che il metaverso è anche qualcosa di più, perché quando saremo nel metaverso ovviamente dovremmo acquistare dei prodotti digitali, come abbiamo visto, per fare muovere nel cyberspazio il nostro avatar, se no resta fermo, vestito elegante, magari con le scarpe di Tozz, perché anche Tozz è entrato nel metaverso, la posta di Gucci, come abbiamo visto, però deve muoversi in questo metaverso e quindi per muoversi ha bisogno ovviamente di acquistare dei prodotti digitali. Progettato così, il metaverso rischia ovviamente di non solo riprodurre quelle che sono le disuguaglianze sociali presenti nel mondo analogico, ma anche di radicalizzarle. In che modo? Non solo nell'acquisto dei prodotti digitali, non è tanto questo la preoccupazione, ma immaginiamo che nel metaverso vi entri la pubblica amministrazione. Nella fruizione dei beni e servizi che fino a questo momento sono garantiti a tutti, e in quel momento, nel momento in cui un soggetto che non ha la possibilità di acquistare degli oggetti digitali o dei prodotti digitali, cosa fa? Non potrà fruire dei beni e servizi? E questa è una prima domanda che comincio a fare. Immaginiamo per esempio anche il mondo dell'università, questa è la sede dove si può parlare, fino alla medicina ci siamo, c'è un'etica, i medici hanno fatto un giuramento, presterebbero comunque la loro ovviamente prestazione d'opera, il loro servizio a favore degli utenti, ma l'università, l'istruzione potrebbe essere diversificata e anche stratificata, anche con l'uso degli NFT. Se io sono l'unico ad avere quegli NFT, posso avere anche addirittura un'istruzione personalizzata in base anche alla mia possibilità economica. Scusate, forse sto divagando, però mi sembrava una cosa importante, diciamo, di sottolineare, ecco, e quindi questo. Cos'è? Come funziona questo metaverso? Andiamo un po' avanti. Molti brand, questi sono i protagonisti, stanno investendo, abbiamo visto, hanno investito milioni di dollari per avere una fetta di metaverso. Chi compra una casa, chi compra un terreno, cioè compra che cosa? Uno spazio. Quindi se io voglio andare da quelle parti devo affittarlo. Quindi il giocatore che ha acquistato il terreno non è un esaurito, sa cosa fa? Sta comprando una parte di metaverso, così chi vuole andare da quella parte deve pagare. È un investimento. Le tutele poi le vedremo, sicuramente ci arriveremo alle tutele, cioè sicuramente perché è un mercato troppo grande. La domanda è: pensate che lo facciano per il nostro bene? Evidentemente no, però dobbiamo sapere che chi ha maggiore visibilità nel metaverso, acquistando spazi, avrà maggiore potere. Per fare cosa? Solo commercio? Alcuni faranno commercio per orientare i nostri consumi, che già sono abbastanza limitati con l'uso degli algoritmi, veniamo costantemente targetizzati e le scelte sono orientate, cioè è la, come dire, offerta che enuclea la domanda e non il contrario nel digitale. Quindi praticamente potrebbero orientare non solo le nostre scelte, i nostri consumi, ma anche le nostre idee politiche. Perché ricordiamoci, facciamo qualche passo indietro negli anni 70, che la tecnologia veniva usata prevalentemente a scopo di controllo dalle grandi burocrazie. Quindi poi con l'avvento e con l'idea soprattutto di Steve Jobs e di Bill Gates, perché questo va dato anche il merito, siamo nell'open community, nella realtà partecipativa, dove in effetti la gente partecipa, c'è anche la possibilità di fare attivismo, ma con l'avvento dei social diventa tutta una macchina per fare pubblicità e per i soldi, quindi noi abbiamo anche questo. Quindi le domande sono queste. Un'altra illusione potrebbe essere quella che noi siamo creatori della rete. In realtà non lo siamo, perché? Perché quando siamo sulla rete, anche su Facebook, senza andare necessariamente nel metaverso, ci propongono sempre, non so se avete fatto caso, delle persone che noi potremmo conoscere. Potresti conoscere Tizio, potresti conoscere. Cosa significa? Noi siamo stati targetizzati, significa che siamo all'interno di un gruppo
gruppo e ci fanno conoscere delle persone sempre più simili a noi. Qui entriamo nella logica del metaverso. Qual è la logica del metaverso? Quella di eliminare ovviamente il dissenso e la scomodità, ma di darci tanta comodità. Perché all'interno non solo del metaverso, ma una persona che è scomoda, una persona che la pensa in maniera diversa da me, comunque, anche se mi scontro, mi aiuta a sviluppare un senso critico nei confronti di quello che sto facendo, di quello che ho detto. Mi viene il dubbio che forse ho detto qualcosa, ho sbagliato qualcosa. Ti poni degli interrogativi. Mi pongo degli interrogativi, magari mi darò anche delle risposte, però sicuramente è importante il dissenso per l'uomo, per vivere e sviluppare anche un pensiero critico. Ma il mio pensiero va sempre comunque ai bambini, Federica, perché è veramente una scommessa, è un rischio per loro. Dove sono arrivati? Ah, qui entriamo nella filosofia. Tutto questo perché? Perché noi nella rete dobbiamo appassionare. E allora noi funzioniamo come dei brand, no? Per cui dobbiamo piacere agli altri, mettiamo la foto sempre più bella, ovviamente quella brutta la buttiamo, il vestito nuovo, i viaggi che abbiamo fatto, quello che mangiamo, e così abbiamo sempre dei follower. E qui mi pare che il focus anche nel metaverso si sia spostato dalla collettività, dal gruppo, sentirsi parte di qualcosa, al singolo. Cioè il focus nel metaverso è il singolo, che poi si connette con gli altri, gioca, va al party, lavora, tutto quello che volete, però è il singolo. E fino a quando siamo al singolo, ok, ma poi le logiche della piattaforma sono quelle che se vuoi visibilità, e visibilità significa potere, allora devi sottostare a delle logiche che sono intanto avere una visione monolitica di noi stessi, cioè percepirci solamente come individui, e questa è una cosa molto grave, quindi non parte di qualcosa, e poi ridurre la nostra identità all'avatar. Perché è chiaro che devo ridurre la mia complessità, se devo utilizzare il mio cervello digitale lo devo ridurre fino al punto di diventare un avatar. E quindi la socialità, insomma, è l'essenza di questo mondo digitale. Come è accaduto che questo metaverso comincia ad avere tutto questo potere comunque digitale? Siamo stati noi gli utenti del digitale che inconsapevolmente abbiamo innescato questo processo di miglioramento dell'intelligenza artificiale, consentendo al digitale di avere accesso ai nostri dati. Fiorella Capuncello, Patrizia Russotto, Sonia Sinaguglia, Agnese Sinagra, Lina Petrucci. Agnese Sinagra. Aspetti che ti faccio un nome. Agnese Sinagra. È visibile quello che io ho da dire, riscontrabile. È stato un grandissimo convegno di cui vado fiera e ringrazio tutte le sezioni. Parafrasando la grammatica della fantasia di Gianni Rodari, che dice in una sua parte: un sasso gettato in uno stagno genera tanti cerchi concentrici che si allargano sulla superficie, coinvolgendo nel loro moto con diversi effetti, ma entrando in un rapporto che poi genera degli effetti straordinari. Il sasso gettato nello stagno è stato quello che ha gettato la sezione di Cammarata San Giovanni Gemini. Questo sasso ha generato tanti cerchi concentrici che si sono allargati e hanno generato degli effetti straordinari. Tutte le sezioni avete dato un contributo veramente straordinario. Un convegno di alto valore culturale, informativo e formativo. È stato un corso di formazione.
informazione questo. Troppi saluti all'inizio. Grazie a tutti, grazie.